E vabbè. Amici miei, amiche mie e passanti nostri, perché sono sicuro al 100% che ci saranno vari passanti, lurcatori, disastrosi perché leggo dei messaggi, ecco già dei commenti. Avete ragione tutti. Avete ragione tutti. Ho torto io. E avete ragione tutti quanti voi. Via, partiamo. Iscrivetevi al canale. Puma. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Queste sono le sostituzioni. Le ho scritte sul cartoncino perché non le capisco. Me le deve spiegare. Me le dovete spiegare e me le direte voi. Me le direte voi perché io non ho ascoltato nessuno, non c'è il tempo di sentire Spalletti, non c'è il tempo di niente, c'è la reaction, l'ho postata tra i commenti qua a fianco, in alto a tutto, eccetera eccetera, voi ve la guardate, no, quei fatti vado a dormire, non voglio sapere niente, vi guardate tutta la reaction, lasciate i like e lasciate like anche su questa live perché io dovrei andarmene. E voglio aprire così, voglio aprire con una cosa importante, un saluto agli amici di Fan Rating, prima di tutto, perché siamo live sia qua sia sulle piattaforme viola, come vedete, di Fan Rating. Proposta dell'amico Alessandro De Ruggiero del Caffè Napoli 1926, Facebook, Instagram, il resto della squadra. Proposta dell'avvocato: togliamo il nome di Diego Armando Maradona da questo stadio. Togliamo il nome di Diego Armando Maradona da questo stadio. Io sto troppo incazzato. Sono troppo deluso. Non ce la faccio. Non ce la posso fare. E vorremmo parlare di sfortuna, e vorremmo parlare di arbitraggi, e vorremmo parlare dei cambi di Spalletti, tutto quello che volete voi. Parleremo di tutto. Tempo, compatibilmente col tempo. Ma se Guido Gentile continua a chiamarlo San Paolo, c'è un motivo. C'era un motivo da sempre e oggi lo capiamo noi oggi. Non si può dare il nome di Diego a questo stadio con questi giocatori che ci giocano dentro. Non si può dare. Non si può dare. Non è bello, non è bello. Noi dobbiamo inseguire le cose belle. Non ce la faccio e sono molto deluso e voglio aiutare voi a sfogarvi, ma voi dovete aiutare me a capire, perché ci sono cose che io non capisco, cose che non ho capito, cose che voglio approfondire domani, analisi tattica, tutte le cose che dobbiamo fare. Quando vorrei andarmene proprio a riposare, dovrei andarmene a bere, dovrei andarmene in giro per New York a bere, e invece stiamo qua a far parlare voi perché vi voglio bene e perché siete gli amici belli. Però prima di cominciare, perché qualcuno me lo chiederà, no? Questa è una, ok? Però guardate bene. Va bene? Napoli-Spezia 1-2. Questa è quella dell'anno scorso. Questa è quella dell'anno scorso. Va bene? 4.1, praticamente 4 gol fatti che tu ti aspetti. Lo Spezia ne fa pure di più. 1.93. Il Napoli di oggi capite? 1.45. Lo dovevi fare un gol e mezzo sicuramente. E lo Spezia 0.36. Spezia 0.36 perché? Perché alla fine non hanno fatto nemmeno un tiro in porta. Ci sono delle statistiche. Non c'è nemmeno un tiro in porta. E io ringrazio Tore Falang, Maronna, Tore e Fabio. Che intossicamento assoluto, insopportabile. Tore che va allo stadio, che va da Londra, che va dallo stadio. Mando il link.
Mando il link perché ve lo voglio far salutare, perché non è giusto. Non è giusto, al volo, poi leggerò tutti i messaggi. Leggerò tutti i messaggi, vediamo se ci sono, nel frattempo che loro rispondono. Allora, mi hanno rovinato il Natale, lo so. Ragazzi, allora vediamo un attimo direttamente dallo Stadio San Paolo, fuori dallo Stadio San Paolo, Fabio Versatile e Tore Falanga. Mannaggia tutte cosa! Esatto. No, io sto cercando di recuperare un attimino di contegno proprio perché non voglio essere volgare, però molto deludente, il Napoli davvero molto deludente, soprattutto nel primo tempo. Io non capisco perché si incaponisse a ricercare un'azione dalla sinistra che era proprio, cioè, non lo so, c'era proprio l'impedimento, era visibile, quando poi invece sulla destra, sulla fascia di Lorenzo e Politano, c'era la possibilità di andare avanti in profondità per cercare qualcosa, ma Politano comunque a me non è piaciuto, non ha creato quasi nulla, non ha tentato, si intestardiva a cercare un dribbling che non riusciva mai, poi Zielinski dopo quel fallo si è spento totalmente e a quel punto poi Mertens i miracoli non può fare. Una cosa che cosa? È stata una partita indecorosa, credimi, indecorosa. Anche perché non ho capito tutti questi passaggi orizzontali, sempre orizzontali, non ci sta uno che fa un cambio di gioco, non ci sempre spalle alla porta. Cioè, che poi ovviamente tu dalla TV tante cose non si vedono, vale? Tante cose non è vero. No, questo è importante. Cioè, io e Salvatore veramente facciamo a destra, passa a destra. Ecco, le luci, si è spente queste cose. Aspetta, Salvatore, prendilo tu, vai un attimo tu là, la luce, io vado a prendere la macchina. Un attimo. Che cos'è? Abbiamo un attimo dei problemi tecnici. Stiamo andando a recuperare la macchina e la zona del parcheggio adesso è praticamente buia. Siete bellissimi. No, grazie, tu sei ancora più bello. Il discorso è che il Napoli non è stato per niente bello, soprattutto nel primo tempo. Poi non lo so, c'è stata una certa reazione un po', ma non lo so, io non sono incredulo, non è possibile perderla così con un cacchio di autogol. Cioè, proprio non lo so, tu come stai? Tu come ci sei rimasto? Io sto malissimo, cioè io tra l'incazzato e il deluso, ma sono più deluso, non lo so, la sensazione generale è delusione, quello che hai detto tu all'inizio. Esatto, delusione, ma proprio il nulla. Perché tu sì, puoi contare i tiri generali, ma se poi non becchi la porta, o quando becchi la porta sono tiri centrali, lenti, mosci, te la stai mangiando la squadra avversaria o no? Sì, no, non te la stai mangiando. Assolutamente non ce la stiamo mangiando, non ce la siamo mangiando la squadra avversaria. Assolutamente. Veramente incredibile. Una squadra che ha subito 47 gol fino adesso, il Napoli non è riuscito a segnare. Vedi vedi, incredibile, è assurdo. È qualcosa proprio di assurdo. Lo Zano non ho capito come ha fatto a sbagliare, lo tira a porta, la guarda che mi sta facendo pure un gioco a piel che fa un freddo incredibile. Non è possibile, vale? Non è possibile, veramente, mamma mia, non è possibile proprio. Oggi salvo pochi, ragazzi, voi dallo stadio datemi un parere generale, perché è vero. Lobotka, io salvo Lobotka che non ho capito perché l'ha tolto, è una cosa incredibile. Beh, Lobotka un paio di cambi di gioco, però non li ha fatti benissimo. Aveva provato a dare la palla sulla destra, però sì, qualche passaggio un po' troppo corto, non è stato proprio il massimo. Ma in effetti nel generale della squadra, ma se Juan Jesus deve fare i cambi gioco, l'ha mai visto Salvatore? Sì. Se Juan Jesus deve fare i cambi gioco, stiamo rovinati.
O sarà anche nervoso, Vedi, lo sai. l'amico Davide Maranta di Caffè Napoli 1926 dice, in sintesi Spalletti dice: non siamo stati bravi, forse potevo tenere ancora Mertens in campo, questa è la Forse. peggiore sconfitta, forse. Ma io, quando io ho visto che Mertens non rientrava nel secondo tempo, ho detto deve aver preso una botta, deve star male, perché non è possibile. Io ho visto Mertens molto in palla, tutti i tocchi. Unico, unico che ci ha provato il primo tempo, Esattamente. unico. Un paio di volte il pallone non gli ha fatto capire nulla, non hanno capito nulla. Il perché non l'abbiano cercato ancora di più, perché? Ma poi ogni 3 secondi si buttavano a terra come i dilettanti. Madonna mia, mamma mia, come i dilettanti, vale come i dilettanti. Ma ci hanno fatto perdere la voce l'arbitro, che poi ha dato 5 minuti di recupero. Che li deve a fare 5 minuti di recupero? Cioè ci hai pigliato in giro, 5 minuti di recupero ci hai preso in giro. Ci hai preso in giro. Non è colpa dell'arbitro, adesso dice però chi si sbriglia a terra, come il Napoli prendeva ritmo a terra, come prendeva ma poi Mario Rui, mezzo fallo ammonito, mezzo fallo, ammonito, salta la Juve, giallo e salta la Juve, dai. Mezzo fallo, non voglio dire niente perché poi dopo uno dice che bravo, mette specchio riflesso già sa cape roba. No, ma non lo so. Vi saluta Michele, sono intossicata, ma proprio assai. Fabio si credeva che era inglese. Ciao Michele, non baci pure a te, agita che è inglese, se sa legge che non sto capendo niente. Sai, stongo intossicato pare quasi una cosa inglese. Allora ci siamo mangiati una pizza strepitosa, questo lo posso dire. Ditemi cosa. Siamo andati da Pennone, vale? Di fronte alla Cuva. Bravo. Senza fare pubblicità, però almeno ci siamo mangiati una pizza. Ci hanno consolato. Almeno. Ho visto uno Spalletti dallo stadio stasera stranamente immobile. Guarda che dalla televisione le inquadrature, i primi piani erano molto, sai, testa bassa, neanche grandi reazioni, proprio un po' immobile, come dici tu, un po' impotente, ecco. Basta Petagna, basta Petagna. Basta, non sono le partite per Petagna. No, ma basta proprio, Petagna è proprio impossibile, basta. No, ma il discorso è che lo Spezia stava comunque giocando abbastanza avanti, Petagna doveva ripartire da troppo dietro. No, basta veramente. Petagna, cioè, non si riesce a fare un'azione in verticale con Petagna e non si riesce a fare un'azione di sponda, anche perché se lo Spezia si chiude, Spalletti out, cosa hai fatto? Hai tolto Mertens. Quindi prima che viene detto lo dico io, ok? Sì, vabbè. Dico io, ce lo amo per dire stasera, capito? Perché poi giustamente là è a finire. Si faccia prestissimo all'amica Angela Torre, che vi saluta e chiede: non c'è un rigore per noi? Angela, l'amico nostro Levitan, che ringrazio anche per la donazione che è passata prima in sovraimpressione, mi ha detto era rigore subito. Ma su un ass, però, su un ass. Quello su un ass è rigore. Quello su un ass è rigore. Ma poi abbiamo insultato 3 volte, prima tutti gol annullati. Ma vale dalla TV come spiegaci un po', perché non l'ha il replay. Di Lozano, centimetri di Politano sul primo, quindi prima che ricesse così. E un fallo Petagna Rostò. Il fallo di Petagna ho molti dubbi, perché i replay che ci hanno fornito non sono in grado di risolvere la situazione. Molti dubbi. Se non hanno fischiato il fallo di Ciruca, veramente ha fatto, diciamo, una mossa di bravo. Diciamo Petagna che non lo so, io non ho visto manco se ha allungato le braccia, se l'ha spinto, non si è capito niente. No, è veramente, lo dico con onestà, voi lo sapete, lo dico a tutti quanti che sono collegati. Vorrei dirvi, perché oggi non voglio dare alibi proprio a nessuno, perché sono troppo deluso, però vorrei dirvi, era netta la spinta, 2 mani così, le varie cose che ci hanno fatto vedere i replay non chiariscono, perché tutto storto da lontano, super inquadrature, non si vede bene. Il tocco di mano io l'ho visto, me lo ricordo, io l'ho visto, la mano un po' così. Visto quello là che è il rigore. Sì.
a 7 gol, non hai idea di quello che ci stanno combinando. Pensa che ci stava mangiando la pizza, che ha fatto che sta pizzeria mise 7 gol, assurdo. Amico, Chirico che rideva. Sì. Ragazzi miei, io vi bacio così posso prendere un po' di messaggi degli amici che devono sfogare. Grazie di essere intervenuti. Ce ne torniamo pure noi, vale? Poi ci sentiamo dopo in live, sentiamo in chat. Un bacio a tutti quanti. Ciao Rita, ciao Polli, ciao Mod. Ci vuole la citrosodina qua. Grande tu. Granulare. Siete grandi. Ciao bro, a dopo. Un bacio gigante a voi. Buonasera. Un bacio. Ciao attore. Madonna, vi hanno tussacato attore che è venuto apposta, io non ce la faccio. Allora, andiamo a leggere un po' tutti i messaggi. Io saluto tutti i mod. Siamo in 334 lurcatori. Sicuramente i like non arrivano, non mi interessa, però se i like veramente sono di cortesia, sono per me che sto intossicato dall'altra parte dell'oceano. Voi domani andate al bar e ne parlate. Io domani dove vado? A Ruvaca. Posso andare dagli amici polacchi o posso andare dal mio amico laziale, perché io c'ho Giovanni Igol che sono andato a trovare ieri e almeno lui ha vinto oggi, e oggi era la giornata di vincere. Madonna, Enrico, fammi pigliare Enrico. Pensavo dopo la terza dose di ripigliarmi e invece dose booster di Tuosca. Bravo Enrico, grazie mille. Hashtag Napoli Spezia, amico mio, perché ci risiamo, altro che Napoli Verona. Altro che Napoli Verona. E Napoli Spezia la partitaccia. Benvenuto Anto Gamer, benvenuto. Natale intossicato, Polli, lo so. Tu sei bellissima, ti ho ripostato la storia su Instagram e niente da fare. Mario, e rigore su mano sul tiro di Mario Rui? Sì, vero, il VAR non esiste, una partita su 2 basta proprio. Oggi abbiamo meritato non vincere, però parliamo anche con chiarezza. Sono d'accordo Mario, al 100%. Noi perdiamo, vinciamo, pareggiamo, dobbiamo parlarne sempre. Quindi lo sappiamo che esistono partite, e lo ricordiamo, sappiamo che esistono le partite stregate dove tu tiri e non segni mai, e queste partite stregate si risolvono con un calcio di punizione, con un calcio d'angolo, si risolvono, e loro come l'hanno risolta? Con un autogol. Cioè, praticamente quello si sbaglia, come ha fatto Juan Jesus che teneva in capo, non lo so. Comunque, facciamo bene a mettere tutto sul piatto. Le prime cose, ovviamente, io da amante di calcio, della tattica, delle cose così, io mi devo chiedere i cambi, perché Mertens Petagna al 45esimo io non me lo spiego, ma non mi spiego nemmeno Zielinski un ass. Perché vi do uno spunto. Lascia Zielinski là. Mettilo, arretralo magari, vuoi mettere un ass, benissimo, metti Zielinski a centrocampo e togli un Anghissà che per me oggi era svogliato. Io non avrei tolto nemmeno Lobotka, io avrei tolto Anghissà che ho visto svogliato a metà tra il non voglio prendere il cartellino giallo e allo svogliato, vabbè, tanto mo sta Coppa d'Africa ma già riposare. Credetemi, non voglio fare illazioni, ma queste sono le sensazioni mie. L'ho visto svogliato. Spero di sbagliarmi, spero che voi abbiate avuto sensazioni diverse. Poi entra Elmas al posto di Lobotka e vabbè. Io avevo chiesto Elmas a gran voce, per me questa era una partita dove Elmas poteva partire titolare, anche per confermare quelle che erano il suo stato di forma, che comunque segna sempre, eccetera, eccetera. Lo mortifichi anche un po' così. Non dico Malquit al posto di Lorenzo ha fatto un'ottima partita, anzi ci ha salvato pure dal 2-0. Ok? Però mi sa che Spalletti ha voluto mettere i super titolarissimi proprio per dare quella sensazione, questa è una partita importante, non la possiamo sottovalutare, sai, magari mettendo Malquit dal primo minuto il resto della squadra può avere quella sensazione di dire vabbè, allora è fatta, dai, stiamo facendo riposare Di Lorenzo, si può fare. Invece partiamo anche con una formazione di tutto rispetto e non siamo in grado
non siamo in grado, andiamo sotto, non creiamo tante... Quanti miracoli ha fatto Provedel? Chiediamoci, perché poi è chiaro che ci sono i 7 tiri in porta, ci sono 1.45, non sono i 4 dell'anno scorso, è chiaro. Poi Gulam, Mario Rui, e vabbè, non cambia niente, perché poi pochi minuti, che cosa vuoi che cambia? E Politano esce per far entrare Demme, cioè tu rientri... Politano comunque qualche spunto sulla destra l'aveva fatto, ha creato moltissimo, ha messo palloni in mezzo dove poi l'area era vuota, è stato attaccato male il pallone, Lozano si è mangiato quel gol, Petagna, un ass, insomma il forcing finale. Però tu poi hai messo Demme quasi come dice, se poi no pigliamo un altro gol. Non lo so ragazzi, non lo so, vado veramente in difficoltà ad analizzare le scelte di Spalletti questa volta. Le scelte, ti spiazza in due, ti spiazza, spiace, tiri e non tiri, cioè ci siamo ritirati dalla corsa a scudetto, che non siamo mai stati in corsa per lo scudetto, ragazzi, noi ci siamo tolti il pensiero con l'Empoli. Io vi ho detto il titolo della partita con l'Encoli, hashtag Encoli, Rita, divertiti. Ci siamo tolti il pensiero, perché non puoi perdere con l'Empoli in casa, è ancora un'altra partita che perdi in casa, e questo ci spiega ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che non puoi perdere con le piccole, che negli scontri diretti puoi fare anche il gaga. Fabio Versatile dalla macchina, Spezia Napoli 4-2, Gattuso out, Napoli Spezia 0-1, Spalletti out, e il Carpi, il Brescia, il Chievo e la Spalla è sempre la stessa musica. Che cazzo venite a vinto a fammi là, rovinato tutto Fabietto, grazie. Io voglio leggere tutti i messaggi, ma è difficile perché siete in tanti ovviamente. Anche il cambio è stato prematuro, quello di Zielinski. Capito? Veramente non me le riesco a spiegare. Speriamo, ecco, la mia speranza è che abbiano fatto domande interessanti in conferenza. Ma devo ringraziare Pasquale Cervero, perché gli amici Bellini si vedono nel momento del bisogno. Quanto sei bello, madonna mia. Comunque per me la classica partita stregata e cambi sballati, purtroppo gli assenti ora si iniziano a far sentire. Buon Natale amico mio, grazie, buon Natale anche a te, di cuore a tutti. Estende Pasquale gli auguri a tutta la community, grazie mille amico mio. Ma evidentemente, come vedi, la primavera, che poi uno si deve anche chiedere, l'abbiamo sottovalutato, perché siamo superiori allo Spezia, sì. Poche cose si possono dire al mondo con certezza, ma che siamo superiori allo Spezia si può dire tranquillamente. E quindi che hai fatto? L'hai un po' sottovalutata? Sei entrato presuntuoso? O ti manca la famosa cazzimma che ogni tanto tiriamo in mente? O siamo fragili mentalmente, abbiamo preso il gol, ci siamo squagliati? Madonna, ditemeli voi. Che belli tifosetti che 3 giorni fa vincevano lo scudetto e adesso arrivano gli insulti. Ma per questo, Francesco, io predico sempre e comunque l'equilibrio. Non avevamo vinto lo scudetto vincendo col Milan e non retrocediamo perdendo con lo Spezia sicuramente, ma dobbiamo chiederci se questa squadra è in grado, ascoltatemi bene, dobbiamo chiederci se questa squadra è in grado di ritrovare quella continuità iniziale dove facemmo 8 partite, 3 punti, 24 punti, che non c'è più, e abbiamo una media veramente ridicola, deludentissima. Mantenere, perché poi è l'andazzo che fa il campionato, mantenere questa cosa, perché se noi manteniamo questa media qua, l'Atalanta ci zompa per collo, la Juventus ci zompa per collo senza problemi, e attenzione anche alle romane, lo dobbiamo dire, se la media resta questa, attenzione anche alle romane. La Juve è lanciata, l'Atalanta adesso sta frenando un pochino, ma la Juve è lanciata, ragazzi. E speriamo di non aver ragione, ma questi giocatori qua si devono guardare negli occhi e devono decidere che cosa devono fare.
che poi è chiaro, la percentuale realizzativa. Io adesso dovrei far finta di niente e continuare ad andare allo stadio, comprare il calendario, la tuta, la maglia, perché sono quelli che se lo meritano, perché ci danno sempre tutto. Ti capisco, Armando, ti capisco benissimo, c'è scoramento. Questa squadra non è in grado di entrare fra le prime 4, c'è scoramento. Il fallo di mano sul tiro di Rui è stato rivisto mezza volta e sembrava esserci, l'ho detto anche Pardo, sono d'accordo. Non si toglie il nome a un santo, dice Rita, eppure ha ragione. Che poi Santa Rita, San Paolo, insomma. Non è la stessa squadra e siamo d'accordo, Pasquale, siamo d'accordissimo. Però noi non ci siamo anche detti, allora le seconde linee sono fortissime perché abbiamo battuto il Milan e l'Leicester, siamo fortissimi anche con le seconde linee. Juan Jesus l'abbiamo apprezzato, gli abbiamo fatti i complimenti, non è l'autogol, però la partita di Juan Jesus è stata deludente, cioè ha creato altre problematiche, se ne sono andati davanti a lui e non è riuscito a metterci una pezza. Allora può essere pure che non è in grado fisicamente di reggere le partite consecutive. Ma a coperto sempre che le rendiamoci conto, poi ce la vogliamo prendere ognuno con i singoli giocatori, va bene, ma Rachmani quante partite, non sono robot, quante volte ve lo devo dire, quante partite deve overperformare Mario Rui prima che ne faccia una che non ci soddisfa? È normale, è una cosa normalissima, Giulio. E vale come per Mario Rui, vale per Juan Jesus, vale per Rachmani. Di Lorenzo ancora no, ma siamo lì, siamo a momenti. Giulio, Empoli e Spezia, 6 punti buttati. Da noi, un gol di Nuca, Maro hai ragione, e un autogol. Ma come si fa? Una camomilla per te, stasera niente caffè, grazie mille. Grazie mille amico mio, stasera Nutella, cornettini con la Nutella. Sì, più o meno, ma tra le due, tu dici tra le due, tra Juventus e Atalanta, che siamo inguaiatucci, veramente siamo inguaiatucci. E ringrazio Giorgio Mele, poche idee, palla lenta e scontata, difficile vincere così. Buon Natale a tutti, forza Napoli, sempre al di là del risultato, e sempre al di là del risultato. Te la sposo Giorgio. Stasera dall'attico al cantinato, Mamro Carmine. È vero, siamo tornati fragili mentalmente. E poi parlare di rigori negati e perdere di tempo fa ridere. Impariamo a segnare e a fare 3 passaggi di fila, concretezza ci vuole, non chiacchiere. Libero, io sono d'accordo con te, li mettiamo sul piatto i rigori perché ci stanno e non vogliamo dimenticarci niente, che si vinca o che si perda, perché le partite stregate molte squadre le vincono anche così. Però il Napoli era ampiamente in grado di fare un gol, 2 o 3, e siamo stati una volta imprecisi, e una volta leziosi, e una volta la scelta sbagliata, e una volta così, e che diamine. River Johnny, grazie infinite amico mio, spero che ti arrivi al più presto. Le spedizioni sono abbastanza veloci considerando il periodo. È bella, veramente bella, grazie mille per il supporto. Siamo forti con le seconde linee, ma a non fare la partita, ma a difenderci. Questo potrebbe essere un'analisi. Potrebbe essere un'analisi. La verità è che non è stato fatto un piano gara a 360 gradi e che si credeva di poter vincere anche con 5 esterni. È stata sopravvalutata dal principio. Interessante, Giacomo. Ringrazio Daniele che comunque è sempre qui, tifoso della Juve che però ci stima, e quindi io ringrazio sempre per la sua presenza. Voglio farmi una risata, sì, lo Spezia ha vinto facendo 0 in import, lo so Luca, mi sta arrivando la statistica particolare, 0 tiri in porta, 0-1. Non capisco perché Spalletti debba sempre togliere Mertens a fine primo tempo, in generale quando fare un cambio in attacco, e Lozano sempre in campo va bene, grazie per l'intossicamento. Massi, io lo capisco, a me Lozano
a parte il gol sbagliato, non mi è neanche dispiaciuto. La dico forte. L'ha fatto il gol, era in fuorigioco Politano e vabbè. Cioè, il colpo di testa con l'uscita del portiere, vabbè, era fuorigioco, ok. Poi la sforbiciata al volo alta, il gol annullato, il gol bloccato sul passaggio di Mario Rui che è stato bloccato, altro tiro centrale. Vale, ma secondo te il Napoli ha firmato qualche contratto con qualcuno per perdere queste partite? Se ci fai caso, sia con Empoli che con Verona abbiamo perso allo stesso modo, sembrano scocciati. Andoc Taggiarisci. Io vi ripeto, il calcio è pieno di cose del genere, no? La squadra piccola che ti batte, l'ultima in classifica che batte la prima in classifica, capitano queste cose. Noi perché ci vogliamo dare una spiegazione, perché non ci spieghiamo certe prestazioni e vorremmo vedere gente che butta il sangue, eccetera, eccetera. Io oggi sì, ci hanno provato, ma non ho visto quella quel buttare il sangue proprio. Dobbiamo vincere per forza. Ti devo dire la verità, non l'ho visto. E poi magari la riguarderò e cambierò idea, però. Ringrazio anche Alessandro Ranallo, vedi, sono un po' lurkers, un po' passanti che però rispettano e quindi va benissimo. Donato, ma perché non capiamo che senza Osimhen e Koulibaly non siamo forti e ridimensioniamo un po' Spalletti? E anche Spalletti si prenderà le giuste critiche e considerazioni perché non è infallibile, a noi piace quando fa cose così, mi piace come comunicatore, ma abbiamo trovato l'allenatore perfetto, non è assolutamente detto e ne abbiamo parlate anche altre volte degli cambi di Spalletti, di alcune scelte. Io non ci sto a voler fare per forza il confronto con gli altri allenatori, con Gattuso eccetera eccetera, perché sono sempre situazioni diverse, momenti diversi, però se poi dobbiamo andare a vedere i numeri, purtroppo i numeri, io poi c'ho ancora un po' di roba i minuti, lo storico, i campionati, c'ho ancora un po' di questo secondo me è interessante da vedere, perché poi l'anno scorso il Napoli nel girone d'andata, perché se facciamo il confronto con i 43 del girone di ritorno siamo indietro di 4 punti. Se facciamo il confronto con il girone di andata dell'anno scorso, che chiudemmo a 34, siamo avanti di 5 punti e chiudiamo a 39. Speriamo che questi 5 punti ci tornino utili, ragazzi. Settimana del compleanno, oltre che del Natale, ufficialmente intossicata. Miki, per fare gli squadroni ci vogliono i soldi dell'Eister, succede una volta... ci vogliono i soldi di Leicester, succede una volta in 50 anni e se aspettiamo questa voglia aspettare, questo non c'è dubbio. Oltretutto succede in Inghilterra, non è detto che succeda mai più in Italia. Siamo spompati, questo è anche sicuramente possibile. Hanno fatto Natale, io ricordo alcuni giocatori che non voglio nemmeno citare per delicatezza, che però poco prima delle vacanze o si facevano ammonire prima. Fabio Versatile, con tutto il rispetto per Diego, la mia faccia sottoterra, ma ridateci lo stadio San Paolo. 3 falle azzoppate, Anghissà, Di Lorenzo e Zielo che hanno rischiato l'infortunio. Vero questo, gioco orizzontale, K2, hai ragione Fabio, hai ragione tutto quello che dici. Stadio San Paolo in primis, gonfia la rete, quella cosa là a me non mi piace, ma purtroppo questo è ostruzionismo. Sì, andremo a vedere il gioco effettivo, poi se qualcuno ce lo dirà, sicuramente sì. Io pensavo appunto, quando ho visto Mertens uscire il primo tempo, ho detto magari perché Di Lorenzo ha preso una bella botta sul ginocchio, Zielinski la caviglia, Anghissà anche buttato a terra, pensavo che magari uno di questi qua poteva andare via e metti Petagna, aumenti il peso in attacco e ci sta come idea, però lasci Mertens là dietro che era informissima. Mertens mi è sembrato informissima
e quella palla dove lui arriva fino in fondo e tira sul primo palo col portiere che non era uscita. L'inquadratura dall'alto, quella di lato sembra, ma l'inquadratura dall'altro, perché il pallone deve superare completamente la linea, non era uscita. Quel pallone era buono. Allora, ultimamente Napoli sfortunato tra la partita con l'Empoli e quella di stasera, veramente tutto storto, poi le assenze pesano, vi seguo, forza Catania. Amico mio, forza Catania, ma ho sentito brutte notizie sul Catania, ma è vero? Sparito il Catania, mi dispiacerebbe tantissimo. Scorrono tutti i messaggi. Allora, Lino Panno, sei ancora convinto che ci sia un complotto contro di voi per non farvi arrivare quarti o è la squadra che non sta girando? Io credo che io credo che il sistema possa approfittare di una squadra che viene meno. Se la capisci questa frase, è bene. Se non la capisci, te la spiego più in là. Credo che il sistema possa approfittare di una squadra che troppo facilmente viene meno. Ok? Sono appena arrivato, Lozano out, l'ha già detto qualcuno, in molti, Salvatore, in molti. La squadra è naturalmente esaltati per la vittoria col Milan, che hanno sottovalutato, questo può essere. Approccio totalmente sbagliato, approssimazione nelle scelte, nella manovra. Roberta Troisi, abbiamo un serio problema in attacco, sta segnando Elmas ma mancano come il pane i gol degli attaccanti, che ne pensi? Roberta, sì, è Politano che l'anno scorso giocava pure quando entrava, vedeva la porta, la metteva negli angoli e invece non la prende più. E Lozano che si è mangiato un gol praticamente fatto oggi, un po' sfortunato, ma è un po'... devi far gol, l'istinto che lui aveva non ce l'ha più, così. Petagna riesce a segnare e gli chiamano il fallo, avrà spinto, non avrà spinto, non lo so. Aggiungici pure questo. Insigne non ha fatto un gol sul calcio che non sia sul calcio di rigore. Troppo pochi gol così. Segna Mertens, segna Osimhen non ce l'hai più, Mertens sostituito, diventa difficile, segna Elmas, se non lo fai giocare diventa difficile. Io oggi me la devo per forza prendere con Spalletti, per forza. Io stasera do più la colpa al mister che ai giocatori, fatto salvo per le cose che non possiamo sapere. Bravo Valentino, no, fai bene a ricordarmelo, perché poi andiamo a scoprire così, quello è stato male il giorno prima, quell'altro teneva gli affaticamenti, cose che non sappiamo, che però spero che gli chiedano in modo tale che Spalletti può giustificare la sua scelta. Se però Davide Maranta mi ha già detto che in sintesi ha detto forse Mertens lo potevo tenere di più, vuol dire che lui si è già dato la colpa di quel cambio. Si è già dato la colpa. Vincenzo A, buonasera. Non parliamo della partita perché non ho parole. Volevo chiederti se i tuoi gadget si possono acquistare anche con PostePay. Credo di sì, amico mio. Credo di sì, non so. Ma se hai PostePay, io ti do un consiglio che poi va al di là dei gadget. Se hai PostePay, ti puoi aprire un account PayPal e ci puoi mettere, credo, i soldi, proprio quello che ti serve da PostePay, e con PayPal sei ancora più sicuro. Credo che si funzioni così. Qualcuno magari ti potrà far sapere PostePay se funziona. Comunque tutte le debit card, cioè le carte di debito, dovrebbero funzionare. E 200 like sono pochi, Polli, sono pochi, ci stanno 400 persone in live, ma il like non scatta perché è come se il like loro lo dessero al Napoli. Panettone un coppo stomaco, Tony, prima di mangiarlo, proprio vero. Marietto tirato una mozzarella, è vero, la porta è enorme, ha chiuso il difensore piano, ha tirato una mozzarellina. Il gol sbagliato da Lozano conferma che il ragazzo non sta in piedi, non ha forza nelle gambe, cosa che ci diceva Gattuso, È ritornata questa debolezza. La partita l'abbiamo persa da soli, lo Spezia non ha fatto altro che guardarci affondare, i cambi non ne ho compreso neanche uno, Zara. Capita, ma perdere 6 punti in casa tra Empoli e Spezia è troppo. E ritorna, ragazzi, il discorso che vi avevo detto,
Purtroppo io voglio rimanere sempre col dubbio fino alla fine, che magari, capito, sono più importanti gli scontri diretti perché levi punti proprio a quelle che ti stanno lottando punto a punto. Voglio rimanere col dubbio, ma alla fine ho troppe conferme che è con le piccole che non devi steccare, che negli scontri diretti ognuno poi si ruba punti tra di noi, ognuno si ruba punti, e quindi alla fine tiri le somme. La domanda di Italia Mele al mister ieri era proprio questa: siamo primi in classifica tra le classifiche degli scontri diretti delle 8 sorelle, e ce lo facciamo fritto il primo in classifica degli scontri diretti, perché poi perdiamo così e ci siamo allontanati dalla prima della classificata assai. Perché poi mi dicono che l'Inter ha faticato, non lo so, ho visto alcuni amici che dicevano sofferta ma portata a casa, e l'Inter vince. Stecca l'Atalanta e non ne approfitti, anzi l'Atalanta ti mangia un punto sopra. La Juventus vince, il Milan vince, la Lazio vince, la Roma stecca, ma la Roma ti mangia un punto. Cioè questa giornata la Fiorentina stecca e la Fiorentina ti mangia un punto. In questa giornata il Napoli è stato capace di perdere punti con tutte le sorelle, anche quelle che hanno steccato di brutto, perché di brutto hanno steccato la Fiorentina, il pareggio, l'Atalanta il pareggio, le altre hanno vinto tutte, la Roma il pareggio, ti hanno guadagnato un punto. Incredibile. Non ti disunire ed eccoci qua, ci siamo disuniti, esattamente. 25 titolari, ma deve cercare di ottimizzare quello che ha e lo deve fare attraverso il gioco. Aiuto Spezia. Secondo me non avrebbero dovuto fischiare i tifosi alla fine. Hanno fischiato? Già sono fragili mentalmente, se poi ci si mettono pure i tifosi non ne usciamo più. Ovviamente, amico mio Giacomo, a fine partita io non vedo niente perché devo andare subito a fare l'editing, però io non parlo più, datemi like. Sempre la stessa storia, signori, così, like, ma via Petagna, per piacere, l'attaccante deve segnare, fa salire la squadra. Oggi non ha fatto nemmeno salire la squadra, sinceramente. 411 persone, like, non parlo più. La conta dei like. Guarda, quello che dici D4, C4 è vero, perché a me, perché Lozano mi ha lasciato una sensazione positiva alla fine? Per la sua fase difensiva. Quello che mi è piaciuto di più di Lozano è stata l'applicazione nella fase difensiva, nello sporcare i passaggi, nell'andare in scivolata, nell'intervenire, nel seguire gli avversari. Cosa che si diceva lui facesse di meno, ve lo ricordate? Politano fa più fase difensiva. Lozano sta studiando questo, poi magari questo lo porta ad essere meno efficace in attacco. Può essere, si è detto lo stesso di Insigne ogni santa stagione, che lui fa tutta la fase difensiva e quindi così. Io su PayPal ho collegato anche la mia PostePay, funziona tranquillamente, perfetto, bravissimo River e grazie per averlo spiegato. Quindi, hai capito, può essere che questa famosa fase difensiva che tutti fanno poi ti porta ad essere poco lucido in attacco. Massimo, anche questo è uno spunto interessante, la responsabilità di Ospina sul gol. Io l'ho visto lento nel tuffarsi, anche secondo me poteva fare qualcosa in più. Secondo me è stato preso proprio in controtempo dal fatto che l'ha presa Juan Jesus e non un altro, però anche lì il dubbio mi resta e la vorrò rivedere. Avevo visto un amico in sottofondo che però non vedo in questo momento. Torna amico, che ho bisogno di te, torna, sono pronto, ho già le cuffiette.
Che siano antisportivi, Dios, amico mio, lo sappiamo, ma tutte le squadre che stanno facendo risultato con noi si butteranno sempre a terra e perderanno tempo. Questo è il calcio. Questo è il calcio di oggi. Non è Maradona. Torna questa live, aspetta a te. Ti ho intravisto. Torna. Ti ho intravisto, torna. Andiamoci a disintossicare. Sì. Sì. Molte colpe, io sono d'accordo, veramente voglio ascoltarlo. Spiegami quanti soldi hanno preso su questa partita. Gennaro fa illazioni, calcisticamente parlando, ovviamente. Depressione, e che dai, siamo fortissimi, Zara, che dai. Non voglio sentire la scusa degli infortunati, se non possono giocare nemmeno in casa con lo Spezia, con chi dovrebbero giocare, scusatemi? Allora aveva ragione Sarri. Quello che mi chiedo io, siamo sicuri che la Coppa d'Africa, che non rinviano lì in mezzo, riusciamo ad arrivare quarti? Perché se questa è la mentalità, già tanto se arriviamo in Europa League. I tifosi pensassero a cantare e non a fischiare. L'Inter ha trovato una squadra ostica esattamente come noi, ma gira e rigira l'hanno messa dentro e che ste. Esatto. Sì, l'ho già detto, Martino, l'ho già detto. Non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, non ti saprei dire. Speriamo che gliel'abbiano chiesta in modo tale che domani nell'approfondimento che facciamo il silenzio di Spalletti, molto il silenzio di Gattuso del Napoli-Verona, e analizziamola anche questa cosa qua. Il mio silenzio dice tutto. Se non mettete like ci meritiamo perdere con lo Spezia. Ok, stanno salendo, bravi, grazie. Nel frattempo scorrono tutti i messaggi. Spero sempre che ti sbagli sulla questione quinto posto, spero anche io, figurati se no spero di sbagliarmi, Antonio, spero proprio anche io. Però ci danno una risposta come quella di Milano e poi ci vengono meno la volta successiva. Dai, è troppo una delusione, non me l'aspettavo. Eccolo. Tu te lo aspettavi? Sì, lui sì, probabilmente sì. Guido, fai sciopero pure tu? No, aspetta un attimo che mi stavo collegando. Aiuto. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, buonasera colleghi. Questo era il miglior Napoli dell'era De Laurentiis. Però non ha fatto manco i 44 punti del bollito Ancelotti. Allora, partiamo subito con il file. Tu sei addirittura andato da Ancelotti e c'hai ragione, perché non si deve fare nemmeno la certo. Partiamo subito con il file che ti ho chiamato storico Colored. Perfetto. Eccoci qua. Amici bellini, voi dovete ascoltare bene. E ci spieghiamo, perché un po' come, sai, tu guardi la serie di Maradona, non ti piace e non te lo spieghi, no? E Guido ci spiega perché non ci piace. No, non forse mettere la media punti, metti solo per così si vede più grande possibile. Ok, perfetto. Allora, c'è un amico bellino che ha scritto nel commento nel canale, ha detto quanto è bello Guido, però quando Guido dice che arriviamo quinti mi incazzo, no? Io ho risposto con carineria, lo cito non per dileggiare assolutamente o come esempio negativo, anzi lo cito con solo come affetto, ma come esempio. Scusami. Poi lo rimetti tranquillo, come esempio positivo, perché è la ragione per la quale c'è una certa uniformità nell'analizzare il calcio
Poi è una questione che uno può amare più Insigne e l'altro più Zelinski, però il 99,99% dei colleghi, e lo dico, sembra così, poi prenderanno questo pezzo, ma che è questo presuntuoso, no? Però è una questione proprio di totale omogeneità, analizzano in un modo che va bene, potrebbe aver funzionato. Io anni fa capii che non funzionava, gli ma questo sistema funziona, e cammin facendo lo perfezioni. Perché vediamo questo fight che l'abbiamo visto più volte, adesso è finito il girone di andata. Perché dobbiamo fare alcune considerazioni, che sono un po' come quando si candidano le persone in politica e sembra che non sono 10 milioni di abitanti di una città, sono 100.000, e la famosa torta che dovrebbe dare il 100%, in realtà se stai a sentire tutti quanti sarebbe 7.727%. La prima cosa che dobbiamo guardare, quando io vi dissi guardate che mediamente le squadre che fanno punti, 40 punti in un girone sono 2. Sono eccezionali gli anni dove sono 3. Non mi citate sempre l'unico anno quando ci fu quello là, però mediamente 2, e poi si tende a confermare o a fare in meno, e di solito una di quelle che ha fatto 40 punti stecca. È un ragionamento, mi rendo conto, molto statistico, storico, freddo, scientifico, però tant'è questo è. Cioè, se noi vediamo il 2019, solo una squadra del girone di ritorno fece 40 punti. L'anno dopo nel girone andata 3, e fu una stagione altissima, 48 e 46. L'anno dopo 2 nel girone di ritorno, l'anno dopo 2 nel girone andata, l'anno scorso 2 più i 50 punti là, e quest'anno 2. Quindi la settimana scorsa io dissi guardate, mi stupirei se Napoli, Atalanta, Milan, perché vinti già li ha fatti. Non è una questione, Valerio, di secciare, perché a questo punto sono state molto più secce le trasmissioni che davano dai 51 a 52 punti il Napoli alla fine. Quando io dissi sarebbe ottimo ragionare sui 40, sotto i 40 non andremo in Champions, 43 quando ho visto che abbiamo alzato la media è ormai la soglia minima per andare in Champions, tranne ovviamente sconvolgimenti. Intanto ragioniamo su questa prima cosa, che è molto difficile, altrimenti sono tutte cretine le squadre, sono tutti dei falliti, molto difficile fare 40 punti, perché se su 20 squadre solo 2 fanno 40 punti è il 10%, Valerio. Giusto. 2 su 20. Quindi fare 40 punti in un girone è qualcosa di eccezionale, tanto è vero che lo fa chi vince lo scudetto. Quindi la seconda considerazione, che ormai la possiamo vedere, ve le ho fatte in arancione, per così si vede meglio graficamente, che quell'amico Bellino che ha detto io mi incazzo quando Guido dice il quinto posto. Però l'Inter, a parte che è prima per distacco, quando diciamo per distacco, quanto gli piace questa espressione. L'Inter ormai negli ultimi 4 gironi ha, anzi 5 su 4, se prendiamo pure il 2019, ha ampiamente superato i 40 punti. La cosa interessante, e qua introduciamo un altro concetto che secondo me è quello fondamentale che da oggi il canale deve prendere e sposare totalmente, non perché lo dice Guido Gentile, ma perché lo dice Guido Gentile. Guardate l'Atalanta, 35, 36, 38. Nei gironi di andata 41, 43, 42. Io ho detto l'Atalanta se fa più di 35 punti scordatevelo, perché va in Champions. La Juve ne deve fare non più di 34, sta al limite la Juve, vabbè, ma 34 la Juve, arriviamoci. È molto facile, poi vedremo un altro, se vedi aspetta facciamo un cambio, il file che ti ho chiamato campionati, sì, il file che ti ho chiamato campionati, così facciamo questo rimpallo. Nel frattempo Losco ti chiede, cioè, possiamo sperare o dobbiamo sperare nell'incertezza statistica del ritorno asimmetrico? Poi ci arriviamo. Nel frattempo che lo prendo, leggi questa cosa. Sì, poi io metto tutto nella mia testa le risposte. Vediamo lo so, però io me le scordo invece. Non so come. Me le scordo. Dobbiamo sperare nella cosa asimmetrica. Intanto vediamo questo file. Allora, campionati. Oggi non funziona bene tutto questo. Non fa niente. Che era quello che vi ho detto l'altro. Ho detto a un certo punto del campionato, io ho detto il Napoli è vittima perché dobbiamo introdurre 2 concetti di se stesso, ovvero ha alzato la quota Champions e a fine del girone di andata lo possiamo dire.
non guardiamo due concetti. La prima, quest'anno ha 3 punti in più della prima dell'anno scorso, poi vediamo quanti punti hanno fatto in più o in meno rispetto a loro le squadre. La seconda ha 1 punto in più rispetto alla seconda, la terza gli stessi punti e la quarta 1 punto in più. Quindi delle 4 squadre della Champions, 3 su 4 hanno punti in più. E veramente dice, però la quinta ha punti in meno, però il problema la quinta è la Juventus. C'è una cosa importante, la Fiorentina non compare nello specchietto di sinistra e c'ha un più 11. Dici, mamma mia. L'Atalanta ha un più 2, quindi l'Atalanta ha fatto un bruttissimo campionato, fallimentare. Quando tu fai un campionato di 23, 24, 22 punti, no? Soprattutto se è una squadra delle famose 7 sorelle, e non ironizzo sul fatto che io dalla prima giornata ho detto le 7 sorelle è una bufala, io non ve lo dirò mai, quindi non voglio infierire. Fare 11 punti in più è chiaramente un buon incremento, però è più facile. Cioè, quando raggiungi la soglia di eccellenza o di un ottimo campionato, aggiungere 2-3 punti in più è difficilissimo, cioè pesa molto di più. Ecco perché è una cretinata quando le persone dicono però il Napoli prima di questa partita ha 4 punti da recuperare all'Inter, è come se fossero 10, perché voi siete indottrinati da 25 anni di cretinate televisive. Ve lo spiego. Io che dissi, delle 13 sorelle, il Napoli, e sarebbe un campionato buono ma nulla di più, deve fare tutte vittorie, 2 pareggi e una partita sfortunata a sconfitta. E con le 6 sorelle, perché una è se stessa, 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. E sarebbe un campionato di soglia che sta al limite della Champions League. Significa, e non ci siamo arrivati, no? Perché abbiamo fatto una sconfitta in più con lo Spezia. Se oggi avessimo vinto con lo Spezia, avremmo fatto 42 punti. Io avevo detto 43 è meglio. No? Significa che una squadra che ha 38 punti, quindi ricordate il Napoli che ha fatto? Ha vinto con tutte, 2 pareggi, Verona e Sassuolo, e ha perso con l'Empoli prima di stasera. Poi ha vinto con Juventus, Lazio e Milan, addirittura ha perso con Inter. Atalanta ha pareggiato con la Roma. Significa che una squadra per raggiungere dai 38 ai 40, ai 42, ai 45 deve andare a vincere a San Siro, deve andare a vincere con l'Inter, deve andare a vincere col Milan. Cioè quei 3-4 punti dai 38 ai 41 ai 43, altrimenti l'Atalanta, quello che abbiamo visto, è una fallita, no? Ma l'Atalanta sta facendo un percorso 34, 36, 38, ma aggiungere da quei 38 ai 40 ai 41 è pesante, perché significa andare a fare punti pesantissimi con le big, premesso che non puoi perdere più di quelle famose 2 partite e mezza a questo punto, cioè 2 pareggi, perché la terza non la puoi perdere, cioè, e oggi noi siamo andati oltre 2 pareggi e mezzo, perché abbiamo fatto 2 sconfitte. Quindi, arrivati a una certa soglia, Valerio, quel passo da fare è un passo che pesa molto di più degli 11, 12, anche 16 punti che possono risultare, insomma, fanno anche abbastanza danno nell'occhio quando tu vedi più 11, cioè. Ma più 11 significa che l'anno scorso la Fiorentina aveva fatto 21 punti nel girone, non è un più 11 facendone, non so, da 38 a più 11. Sì, ma infatti quello della Fiorentina è chiarissimo. Io però continuo a non spiegarmi perché deve essere contro lo scontro diretto e non semplicemente con l'Empoli o con lo Spezia, perché se tu facevi con lo Spezia ti ritrovavi con i punti che ti servivano per lottare. Arriviamo, togli questo schemetto, poi rispondiamo all'asimmetrico perché l'Osco lo sapeva. Ma che cosa ci disse? Poi toglierli tutti e due, Benitez. Se ci riesco a prenderli. Perché i giocatori che riescono a mantenere un certo tipo di concentrazione, forma di rendimento tutte le settimane, 3 incontri a settimana, sono pochi, no? Costano tanto, eccetera, eccetera. Si fa, andando appresso a determinate persone, sempre lo stesso errore, perché è ovvio che uno può dire, ma come? Abbiamo perso col Milan, cioè abbiamo perso con lo Spezia in casa, sono 0 tiri in porta e siamo andati a vincere con Milano. Ma queste cose nella nostra storia sono sempre successe. Cioè vinci con Manchester City e perdi col Chievo, vinci con il punto è che uno non deve innamorarsi della squadra, ma ragionare in maniera statistica, numerica, calcistica. Perché se tu
ragioni innammorandosi della squadra e vai, Spezia, si vince, è una squadra che addirittura aveva l'allenatore esonerato, quest'anno è peggio, gioca peggio dell'anno scorso, è una squadretta lo Spezia, no? Quindi hai fatto quella partitona e oggi hai mostrato gli stessi difetti, no? Tutti che giocano singolarmente, frenesia, quello che ci siamo detti. Il punto è questo: se una cosa si ripete con una costante tremenda, perché non parliamo di una partita, non parliamo di un campionato di due, non parliamo di 18 anni ormai delle storia, beh, sì, sì. allora anche la sfortuna la puoi mettere da parte, e il cambio di mentalità che uno va fatto. Sul campionato asimmetrico, secondo me si sta facendo, perché poi è una questione di andare a vedere come ogni singola squadra ha la cronologia delle partite, non è tanto la simmetria, cioè se metti che una squadra adesso affronta Juventus, Inter, Lazio, Roma e Milan, non è tanto la simmetria, è che c'ha 5 scontri diretti, per esempio in 6 partite, 7 partite, quindi poi ci studieremo nella pausa della vacanza le prime 10 giornate delle famose 7 sorelle, che non ci sono mai state, mi spiace dire, la prima giornata lo scudetto e dell'Inter lo possono perdere, e chi può dargli fastidio, dargli noia è il Milan, che comunque ha, diciamo, una distanza, diciamo, accettabile, 4 punti. Una cosa sono i 4 punti del Milan, una cosa sono i 4 punti del Napoli, che non solo non è riuscito ad arrivare a 4 punti, ma stasera va a 7 punti con lo sconto diretto perso. Quindi, facendo un riassunto, noi diamo per scontato, avendo seguito una filosofia che tutto nasce non solo dalla Juve, ma anche da un modo di fronteggiare dialetticamente in maniera stupida, provinciale, ignorante, volgare il mondo juventino. È vero che il motto della Juve è vincere l'unica cosa che conta. Ma lascialo lì un attimo. Questo però non ti deve portare a sragionare, non solo il fatto che una squadra che fa secondo posto non è una fallita. Il punto è che innanzitutto 40 punti non li fanno tutte le squadre, non li fanno molte squadre, non li fanno poche squadre, li fanno 2 squadre. Che ti chiami Inter, Milan, Inter, altrimenti le famose 7 sorelle, di queste 7 sorelle 5 farebbero 40, non vincerebbero lo scudetto, farebbero 40 punti, Valerio. Certo. Quindi, per questo non possono mai essere 7 sorelle. No, ma vedi quel ragionamento delle 7 sorelle, che oggi non lo nomineremo più nel canale di Valerio, è sbagliato alla fonte, perché non solo in questi 30 anni non hanno vinto lo scudetto, ma non riesce a fare non 7 squadre, non 6 squadre, non 5 squadre, 4 squadre, che sarebbe il 50% su 7 sorelle e 4 squadre, perché se ci fossero le 7 sorelle, anche se avesse vinto sempre la Juve, il Milan e l'Inter, comunque queste squadre mediamente sul 79, 82, 81 punti farebbero. Invece non è vero, è molto difficile fare 40 punti ed è molto difficile passare dai 38 ai 43 punti, e con questo spero di essere stato il più chiaro possibile. Quel passo successivo pesa. Come si ottiene? Si ottiene con una società vincente, con giocatori che hanno un certo tipo di mentalità, con una stampa che non fa domande cretine e che ti porta, perché stasera sono solo domande cretine e commenti cretini, ma siamo figli, vittime di un provincialismo e di una mentalità perdente. È ovvio che un tifoso del Napoli gli girano le scatole, e posso essere io il Sacchi della situazione. Io mi sono sentito l'Arrigo Sacchi della situazione, dice: a Napoli non si ha una mentalità vincente. Sulle prime ti dà fastidio un'affermazione del genere, no? Perché può sembrare antipatica, boriosa, eccetera. In realtà è tristemente vera. Poi lo puoi dire in maniera più soft. Se Marotta dice il Milan non lo nomina proprio, e anche altri competitor o giocatori di altre squadre ormai ritirate, ci sarà una ragione, non è snobismo, ma tu non ci sei mai andato vicino, cioè hai perso la testa, e se noi il Napoli ha fatto, vedi lo schemino numero, perché è diventato ancora più inquietante, mi sembra che l'ho chiamato crollo, sì. Vedi perché poi l'andamento è importante, poi rispondo solo alle vostre domande. Sì, perché poi l'andamento ti fa pensare che se non recuperi quel ritmo che era una variabile impazzita, quel ritmo iniziale di 8 partite, 8 vittorie. Sì, però vedi Valerio, stasera ho sentito, no?
non è il vero Napoli, non vero Napoli, però quelle sono, prendiamoli anche 11, non neanche le prime 11 giornate, che sono di più degli ultime 8, però è quasi, diciamo, non dico un terzo e 2/3, no? Tu devi accettare che nelle successive 8, e tra l'altro hai perso pure con Empoli e Spezia, non solo gli scontri diretti, cioè, noi al San Paolo abbiamo perso gli ultimi punti con Verona, Atalanta, Spezia e Empoli. Sì. È una squadra che vince lo scudetto, vuole vincere lo scudetto. Mi spiace, non sono io né la seccia né il pessimista, cioè, non può perdere tutti questi punti in casa. Ma questa cosa è sempre successa, tranne in rarissimi casi. Se voi andate a vedere l'anno dello scudetto, è un anno addirittura dello scudetto, il Napoli fece 17 vittorie su 18, pareggiò solo la Sampdoria, una partita anche un po' a mazzo, cioè tu in casa devi essere blindato come li ha costruiti la Juve. L'andamento del Napoli è molto scadente in queste partite. Poi l'Inter, come era facilmente prevedibile, tranne chi diceva le 7 sorelle, il secondo per distacco, siamo primi per distacco, ha messo il turbo. E se vedi l'andamento dell'Inter, il file scritto Inter, la cosa che incominciò a preoccuparmi è che questi non prendono più gol, proprio niente, proprio Inzaghi ha costruito una macchina perfetta e non riuscirò nemmeno a farmi vedere di più. No, vabbè, puoi anche togliere. Quindi ci sto provando, ma non ci riesco. Oggi la domanda che la immagino tecnologia non mi aiuta. tutti si aspettano, perché io penso che almeno qui parlare di scudetto sia, io non ci ho mai parlato, dicevo, non sono il vostro raggio di sogni, è folle, è follia pura. Si tratta di fare, Valerio, 49-50 punti nel girone d'Italia. Il massimo che ha fatto Napoli nella sua storia è 48 una volta in un girone di ritorno, poi fece 48 in girone di andata e poi 43 in tutta la sua storia. E chiaramente l'Inter deve avere un bel calo, quindi togliamoci da mezzo, diciamo, si va in Champions. Io dico che servono 3 condizioni. Ok. La prima è la più importante e anche la propedeutica per tutte le altre, ed è una condizione, mi spiace dirlo, unica e copernicana e rivoluzionaria, ovvero che il Napoli deve accettare di andare allo scontro corpo a corpo e deve avere per la prima volta dopo forse 10 anni una mentalità competitiva. Qui sono unico al mondo perché nello scudetto scippato, orsato, eccetera, dal mio punto di vista, e tra l'altro i numeri lo confermano, il Napoli non ha mai avuto una mentalità competitiva. Ha avuto una squadra molto più forte della Juve, che era molto più organizzata nel gioco, molto più spettacolare ed era molto efficace, perché poi in realtà tu non fai quei punti se non sei anche efficace, ma non era competitiva, perché quando c'erano il tie break da portare a casa, lo steccavi, che era la settimana tipo, che non era la settimana tipo, come se lo steccavi. Anche adesso il Napoli, il rumore è andato bene quando tu non ci giocavi nulla a inizio campionato. Appena tu hai visto delle partite dove la cosa pesa, sei venuto meno. Perché oggi non ci sono stati nei siti, no? Vedi là il tifoso che non è tifoso, che pensa di essere tifoso, Valerio in realtà è qua. E ci sono anche molti colleghi che hanno rotto gli zebedei, mamma mia, hanno costruito, mamma mia, questi rumori, una letteratura, ci devono spiegare, quante partite ci devono spiegare negli ultimi 8? Ci devono spiegare appunto, perché poi infatti è uscita subito, altro che Napoli-Verona e Napoli-Spezia. Allora, non è solo Napoli-Spezia, no. È il Napoli col Chievo, è il Napoli che torna indietro. La vogliamo smettere di è il Napoli in questo modo. Quindi tu vai in Champions, se cambi mentalità, diventi una squadra competitiva e accetti la sfida corpo a corpo, e così come la Juve, perché adesso così ci va in Champions, è andata in Champions per un punto, tu andrai per un punto, ma 2, voglio essere proprio largo di manica, come diceva il professore oggi sono largo di manica, ti do 6,5. Cesare, Verona, può essere bella metà. Ma quella è. Quindi o accetti e quindi sei mentalizzato in questo modo
e noi non lo siamo mai stati, non è detto che non lo puoi diventare, ma tutto deve girare in questo modo. Tifosi, stampa, giocatori sono i primi che devono sentire che l'ambiente ormai non ragiona più rispetto alle minchiate. Cioè noi siamo stati impresso, Valerio, 1 anno e mezzo al contratto di Insigne, tutto l'universo del Napoli gira al contratto di Insigne. Non mi sembra che altre squadre che hanno questi giocatori, il Milan che alla fine poi l'ha perso Ciala, no? Dybala non è che... A conferma di quello che dici dell'accettare lo scontro, a quanto ho sentito Spalletti, Allegri lo ha già lanciato, perché Sì. Allegri ha già detto stiamo guardando al Napoli, non ne ha nemmeno parlato della partita che è così, perché loro sanno che devono acchiappare a noi ed è più facile acchiappare a noi che l'Atalanta. Io da quello che penso, Allegri in queste ultime settimane avrà fatto delle feste, sto dicendo una battuta, perché poi mai Sì, sia che manco i Rolling Stone all'epoca d'oro, perché secondo me lui si fa delle tabelle molto precise e lo dice ai giocatori, secondo me lui non si aspettava, nella sua testa aveva sui 7 punti di distacco e ha già meno 5, con lo sconto diretto che vince al 100%, la Juve è a meno 2, è finita. Cioè tu adesso a Torino devi andare, mentalità di Guido, a pareggiare. Però non a pareggiare, come dicono quelli lì, il Napoli è favorito perché ha 2 risultati su 3. Non è quello lo scontro a corpo, perché se dici così io ti rispondo, in tutta la storia il Napoli ha vinto 9 volte a Torino e in tutta la storia dello stadium ha sempre perso, sempre, tranne quel famoso gol di Koulibaly. Però era una partita che non contava nulla perché eri a meno 4 della Juve, anche vincendo andavi a meno 1. C'era la partita di disperazione, la si è troppo esaltata quella partita. Io voglio vedere quella partita come quando perdemmo per il gol di Zaza con soli 2 punti di distacco, dove tu puoi andare a +1 se quella partita la vinci. Questa è una cosa rivoluzionaria che non ha mai detto nessuno al mondo. E sono contento che ci stanno amici, amiche e molti passanti che la stanno ascoltando sicuramente. Questo per chi dice che siamo tifosi, ideologici. Quindi tu devi andare duro, accettando il fatto che vai a corpo e andrai in Champions per un punto. L'anno scorso è stato 77 noi, 78 loro, quest'anno 79 noi, 78 loro. Però qua la seconda condizione è che tu, e questa è quella che mi preoccupa di più, è che tu devi avere una società che quantomeno non subisce, gli altri non li puoi guardare perché tu non puoi influire sui risultati degli altri squadre, ma quantomeno non subisce schiaffi e sono un po' troppi ormai. Cioè il Napoli non prende più un rigore da quando Mihajlovic si è lamentato e tutta l'Italia ha detto hanno regalato 2 rigori al Napoli. Oggi il rigore su Maiorui è netto, c'è la mano, l'ha presa col palmo così, lo rivedrete lì, lo sbagli, quello che vuoi, io non mi appello a quello, però tu i rigori devi dare, pure l'Inter li sta sbagliando i rigori, non è quello il discorso, ci sono troppi segnali di debolezza, si è fatta molta retorica in molte trasmissioni perché quest'anno il campionato, vedete, è corretto e trasparente, eccetera, per in realtà corretto per una volta utilizzo della VAR, però dobbiamo anche dire che l'arbitro aveva dato un gol e ne aveva sbagliati tanti, cioè non ha dato ammonizioni, cioè, oggi c'erano 2 o 3 falli non delle ammonizioni, i falli di Mario Rui lo puoi dare o non puoi dare, non è così, cioè, noi stiamo giocando con Guissà che sta sempre a 1,5 metri da un avversario proprio per non avere nessun per la difesa, sì. E la terza condizione, le prime 2 dipendono da noi, dalla squadra, dall'allenatore, dall'ambiente, metto anche i tifosi, la seconda dipende solo dalla società, la terza è che tu qualche giocatore lo devi recuperare e purtroppo noi, tutti quelli che andavano appresso, vedete i siti, la Coppa d'Africa si farà, quindi quei giocatori li perderemo, ancora dobbiamo capire chi sostituirà Manolas, perché poi avremo Juan Jesus, Rachmani e basta. L'Inter ha meno africani come ragazzi da dare alla Coppa d'Africa, sono 3 condizioni importanti, ce ne sono tante altre, però diciamo sono 3 totem importanti. È possibile? Sì, perché no? Perché non è possibile. È facile? Assolutamente no. Assolutamente no. Sì,
È chiaro, essere superiori anche di fronte a queste situazioni e vincere lo stesso per alzare il livello, è giusto quello che si dice, è proprio Ma proprio guarda, come ho aperto io e come sta dicendo Guido, noi le teniamo presente queste cose, però potevamo fare sicuramente anche a me. Non vorrei aver dato un messaggio, forse non so, Sì, sì. non mi conosce a quell'amico Bellino, perché la partita di stasera è lo specchio di tutte le cose che vi ha raccontato Guido prima del campionato, quindi non ci può manco essere la secciaggine. Detto, No, qual è oggi è proprio uno specchio di quello che ci dici sulla percentuale realizzativa, punto. Io Punto e basta. Ho detto, state a sentire un vecchio spettinato. Punto e basta. Ho detto, questa cosa la sto studiando da anni, la comparo con le altre squadre e mi preoccupa perché il trend è sempre quello e non migliora, gli altri migliorano, non migliora. Quindi noi reggeremo, vedete, addirittura ci sta mettendo il diavolo lo zampino perché riesce a perdere una partita con 0 tiri, quindi non puoi manco prendertela con la difesa, cioè no, oggi non hai concesso nulla. Però ragazzi non è tanto i 26, perché poi vedete dei tiri alle stelle non sono tiri, è molto più pericoloso quello in diagonale di Elmas a fine partita. Sì. Però ho detto, noi abbiamo una percentuale molto bassa, che non è non solo da scudetto, non è da Champions, e quindi noi la dobbiamo alzare. E se tu ti fai infinocchiare da dei commenti dalla singola partita, bontà tua, amico Bellino, amica Bellino, se tu ti fidi e incominci a mettere in relazione con l'anno, con gli altri anni, con la cosa, per quanto gli anni vanno valutati in base anche alla forza delle diverse squadre, cioè, però è una costante pericolosa che tra l'altro si sta erodendo. Non è che tu dici hai un miglioramento, perché quest'anno facciamo meno tiri, è il primo anno dopo tante stagioni dove Napoli non solo non è la prima in classifica per tiri tentati e tiri nello specchio, ma non è manco più la seconda, la terza, la quarta. E nonostante questo, detto, siamo lì e abbiamo una percentuale molto bassa, ed è la ragione per cui stiamo scendendo, primo posto, secondo posto, terzo posto, quarto posto, 8 punti su 24, alla fine il calcio non mente. L'esercizio del potere che non vorrei che poi parliamo solo di quello o no, comunque il calcio non mente. Su 38 giornate una squadra non può vincere lo scudetto solo perché io mi presento in televisione per portare avanti le mie idee e continuare a attaccare le persone, dice questa è la migliore rosa, dove essere competitivi allo scudetto, perché mo voglio vedere le prossime domeniche dove staremo, cioè che cosa ci dobbiamo inventare. Io stasera ho cominciato a sentire ma mancano gli uomini, e poi ci vuole la coerenza. Ho detto, è certo che mancano gli uomini, mancano anche l'anno scorso, però ho detto questa squadra deve fare 78 punti e avrà fatto un punto e più di Gattuso, con gli stessi giocatori e 2 giocatori in più, perché non possiamo paragonare le prestazioni di Bakayoko con quelle di Anguissa di quest'anno, più qualitative, più costanti, no? È chiarissimo. Quindi, è quello che ci aveva cambiato il centrocampo. Beh, a parte la scaramanzia, ogni volta che lo togliamo perdiamo. Io avrei iniziato con Mertens e Petagna. Secondo me la formazione Spalletti l'ho visto un po' oltre che proprio deluso da tutto. Lui non si aspettava questa è una sconfitta, ragazzi, che purtroppo dopo tante partite che hanno indirizzato la stagione, questa è una sconfitta che condiziona una stagione, perché voi dovete andare a vedere quante squadre delle 7 sorelle perderanno in casa con lo Spezia. Mamma mia, adesso no, vabbè, è tosta. È chiaro che molti, vedi, si chiedevano Elmas, eccetera, eccetera. Io, mamma mia, Valentino è impazzito completamente. Fammelo recuperare. Ma va proprio ringraziato Valentino. Mamma mia, fammelo recuperare. Nel frattempo ringrazio anche Fabio che aveva mandato 2 messaggi dove mi ricordava questa cosa. Mamma mia, oggi c'è il traffico. Che non parte nemmeno da me. Tu hai continuato a chiamarlo San Paolo e te ne dobbiamo dare atto. L'amico Alessandro De Ruggiero, quasi compreso da uno sfogo, ma lui è un avvocato, ha detto io farò partire una petizione per togliere il nome di Maradona da San Paolo perché non meritano questi giocatori di giocare in uno stadio che si chiama Maradona. È brutto mischiare il nome di Maradona con certe prestazioni e con certe delusioni. Quindi ce lo ripeteva anche Fabio. E tu, in tempi non sospetti qui. Ringrazio, ti posso dire, adesso voglio parlare in maniera molto netta, seria. Sì. Poi torno a tutte le ironie di questo mondo.
ci sono solo ragioni diciamo serie, negative e incontestabili per mantenere il nome del San Paolo, e non c'era nessuna ragione al mondo se non una grande marchetta per dare il nome di Diego Armando Maradona allo stadio. La prima ragione perché è uno stadio che ha bisogno di molti lavori, anche se all'interno De Luca con le università ha fatto un lavoro fantastico, questo io ho sempre detto di molti. Però io l'ho scritto in quell'articolo lunghissimo. La seconda ragione è perché ha perso tutto, cioè uno stadio che non ha nessuna magia. Io sono legatissimo al San Paolo da padre, veramente un figlio, da chi l'ha visto quando ha visto posare la prima pietra, però non c'è l'emozione. Ci sono molti amici bellini che adesso scrivono anche a Valerio, siamo andati, però la gente sta zitta, non si riempie, non riesce a fare 20.000 persone, cioè 20.000 persone, ragazzi, ha servizi insufficienti, cioè abbiamo finito a questo punto, possiamo dire il 2021, non il museo, noi non abbiamo manco una teca con una maglietta, perché l'operazione della statua e ci fermiamo, non per querere o meno, ci fermiamo perché siamo delle persone talmente belline, Valerio, io, talmente simpatiche, ci fermiamo, ma non perché la statua sia giusta o sbagliata il simbolo, perché se tu la contestualizzi a un tutto lavoro di recupero eccetera, dici quella è la ciliegina sulla torta, così è una marchetta. Hai ragione. Allora tu mi devi dire perché il San Paolo si deve chiamare Maradona, dice no, perché l'abbiamo abbattuto, rifatto bellissimo, è diventata la bomboniera che pullula di tifo, c'è la squadra lì, si sente caricata come il Philadelphia del Torino che vinceva tutto, e solo un dramma umano ha potuto fermare quella cosa, sì. Allora ci sta, perché dice no, noi abbiamo fatto dei lavori meravigliosi, quindi c'è un museo che è bellissimo tra quello storico e quello, una parte storica, diciamo tangibile con gli oggetti, una parte virtuale, non ha fatto nulla. In più è una squadra talmente freddo, dove andare a vincere al San Paolo è più facile, perché uno stadio molto grande, vuoto, diventa penalizzante per la squadra che gioca in casa. You fucking right. You are fucking right. Questa è l'ultima ragione, quindi non c'era una sola ragione, se non quella di sciacquarsi la coscienza, di avere molte colpe su come era stato trattato Maradona. Io faccio la cosa più semplice, perché è più economica, non costa un euro, più facile, più veloce, non devo fare delibere, varianti, cosa, e la faccio lì, e faccio lì. Tra l'altro noi sulla statua di Maradona, cioè, ci sarebbe da ragionare, no? Perché quella che doveva essere donata, si sono perse le tracce, ci sono procedimenti dell'autorità giudiziaria, un mese lì. Questa è che è comparsa di colpo del miglior amico di Maradona. Io non sono andato al matrimonio di mia figlia perché stavo con dietro, va benissimo, ti rispettiamo. Però anche lì, vedete, una cosa che doveva essere di festa, togliamo la serata commemorativa, c'è un sacco di fumo attorno. Se sto stadio Diego Armando Maradona è stato, diciamo, già violato da un sacco di squadre, quindi non ha manco, diciamo, quella pressione psicologica, è sempre vuoto, no? Che ti fa tremare le gambe. Secondo me è stato un autogol clamoroso, sia da un punto di vista morale, sportivo, eccetera. Poi l'ultima è stata che la figlia di Maradona, ancora non sappiamo se è entrata ragazzi. No, nel frattempo a Milano l'hanno approvato lo stadio, a me piaceva più quello del progetto, però l'hanno approvato. E poi quando avrai quell'impianto sarà tanta roba, cioè la forbice che già adesso abbiamo visto negli ultimi anni, siamo quinti e la forbice sarà irrecuperabile. Allora Guido, io ringrazio Valentino che per la sua generosità infinita, un pensiero da parte mia e di mio figlio, un buon Natale a te e a Guido, tweet di Opta, lo Spezia, la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio, da quando Opta raccoglie questo dato. Però, sì, però questi dati, Valerio, che insomma l'ottimo è generoso e affettuoso, fammi dire, Valentino, ci ricorda, tutte le sue qualità ci fanno passare un Natale più gioioso, vista la sconfitta. Secondo me sono campanelli in allarmi negativi, perché se tu perdi con una Roma che ti ha travolto, no? Dici io sono entrato un po' molle, quelli hanno fatto una partita meravigliosa, azioni spettacolari, gran gol, la puoi riprendere, ma se l'altra squadra ha fatto niente,
Cioè queste cose negli anni io le ho viste, me le ricordo tutte, e io dicevo questo è un elemento negativo di debolezza, come famoso l'Inter, no? Oggi vi dirò, l'Inter non vince lo scudetto, noi siamo contenti anche quest'anno, e invece quei segnali a me davano segni di debolezza, perché preferisco perdere, non che preferisco nel senso che è meglio perdere, sono più contento, ma calcisticamente da un punto di vista delle qualità, di quello che poi sarà il trend, preferisco un altro tipo di sconfitta, perché mi posso appoggiare a degli elementi che poi mi svilupperanno elementi positivi, hai capito? Ho detto io, questa cosa qui poi mi verrà, perché poi aggiungerò questo, cioè questa partita io non mi posso appoggiare a nulla, perché se una squadra, addirittura siamo arrivati oggi al nulla, non puoi manco dire l'Empoli che ha fatto un buon primo tempo, siamo arrivati al nulla, se basta il nulla per vincere in casa del Napoli, vabbè, allora ci dobbiamo prendere paura. Ragazzi. Luca, ciao ragazzi, domanda per Guido, secondo te perché ADL non ha mai investito per uno stadio? Conoscendo la sua politica ne trarrebbe solo vantaggio. No, perché lui è una domanda, se ci fate caso, no? Ci sono delle domande che non sono mai state fatte, io mi sono permesso di farle, di scriverle, quindi magari dice manco tu, no, io le metto nero su bianco e aspetto risposte, ce ne sono tante nel corso degli anni. Non sta bene il fatto di dire io lì il centro sportivo, ma c'è l'erosione salina, a parte che l'Italia è una penisola, Napoli si affaccia sul mare, Porti si affaccia sul mare, cioè, poi tra l'altro De Laurentiis è cittadino onorario di Capri, insomma mi sembra un po' una scusa, cioè, che non regge. Le domande in questi anni, poi quando ho detto ma ci sono chi si avvicina all'infiltrazione, ma tu metti un sorta di buttafuori a Castelvolturno, ma veramente ti devi preoccupare che c'è la camorra a Napoli per un centro sportivo, non entra, cioè, detto, il problema è della città, non di un centro sportivo giovanile, cioè, anche lì non regge. La domanda che ogni volta si dovrebbe fare, Presidente, Presidente, perché non si fa questo? Detto, no, non tutto e subito, perché lui comincia a dire i soldi eccetera eccetera. Uno non ti chiede di fare il Maracanã né di fare il centro sportivo, incomincia con un campo, l'anno dopo non fai niente, un altro non lo poteva, il terzo anno ne fai un altro, cioè, in 18 anni un centro sportivo con 5 campi in 18 anni, ragazzi, 18 anni, quindi manco uno anno, uno a 3 anni, l'avresti fatto in 18 anni, 18 anni. Tu stai in affitto a Castelvolturno, 18 anni, sono tanti, 18 anni. Andate a vedere determinate società che cosa hanno fatto in 18 anni e sono meno grandi come Napoli, hanno meno storage. Perché? Perché lui non vuole investire in immobilizzazioni a lungo termine, quindi quelle situazioni che ti costringono a mutui, che ti costringono a prestiti a lungo termine, e quindi noi non abbiamo ecco perché un bilancio tra l'altro molto sano, perché tu non hai delle parti del tuo bilancio che sono ammortamenti dello stadio da qui a 20 anni, ammortamenti importanti, è tutto un bilancio snellissimo, cioè il Napoli domani potrebbe essere venduto chiavi in mano in maniera molto veloce, perché è un bilancio oltre che sano anche molto semplice da leggere, dove ci sono meno situazioni. Ma allo stesso tempo nessuno si compra solamente un parco giocatori, perché è un valore. La ragione per cui vi ho detto, scordate quelli che dicono perché no, ma poi ve lo dico, detto, non verrebbe acquistato, perché tu devi vedere anche i margini poi di crescita e di miglioramento. Cioè l'Udinese ha battuto uno stadio, l'ha rifatto piccolino, un gioiello, è piccolino ma va bene per le loro esigenze ed è veramente grazioso, veramente attaccato al campo, ha dei belli spazi. A me non piacciono le sedie colorate, però ha un bel centro sportivo, cioè, vedete quanto è grande Udine rispetto a Napoli, non ha mai vinto uno scudetto. Fammi rispondere a Gregorio, che devo spiegare bene che cosa intendi tu e cosa intendo anche io. Se non ci sei innamorare della squadra e si ti fa solo per il bel calcio, allora vedere un campionato di super squadre è giusto. No, Gregorio, penso che non hai capito bene quello che ci si intende. Come inizia la mia reaction? Quanto voglio bene a questa squadra? Perché io voglio bene, perché mi sono messo la felpa, stavo là, mo finisce il girone d'andata, ci facciamo una sera, voglio vedere una bella partita. Non ci dobbiamo innamorare
migliorare delle prestazioni di quando overperformano e fanno una cosa incredibile, aspettandoci poi dopo che si continui sotto quel punto di vista. Questo è il non innamorarsi. Abbiamo fatto giustamente i complimenti a Juan Jesus. Oggi Juan Jesus ci è venuto meno, al di là del colpo di testa che nella porta sbagliata. Quindi questo significa il non doversi innamorare, nel senso non aspettarsi che poi Mario Rui fa sempre un campionato alla Gulam per 38 partite, che Di Lorenzo improvvisamente non possa anche lui perdere un pallone. Questo significa non innamorarsi della squadra. Cercare il bel calcio sì, le super squadre non ha proprio senso in questo contesto. Mertens, scelta tecnica, Guido. Sì, ho detto scelta tecnica. Io allora, al di là di tutte le cose che abbiamo detto, ovviamente mi farà piacere fare analisi tattica domani, voglio analizzare le sue parole, eccetera eccetera. Io non ho capito nessuna delle sue sostituzioni, quindi sullo stesso piano vorrei mettere scelte di Spalletti e giocatori, perché alcuni dicono i giocatori they don't care, non ci tengono alla maglia. Ho letto. Non lo so, tu hai avvertito un po' di sufficienza, hai avvertito presunzione, questi sono i giocatori con i loro limiti, come la leggi? Perché io mi sono reso conto di una cosa, oggi hai visto che per un paio di volte mi è venuto di rispondere in inglese, perché sono talmente deluso e amareggiato che il mio cervello non riesce a dividere e ogni tanto mi escono le frasi in inglese proprio perché sono fuori di me. Ma io credo, Valerio, che possano essere paradossalmente tutte le cose che hai detto tu, e non lo sto dicendo per cerchiobottismo, ma proprio perché non vedo una... No, è così. Sono dei mercenari, non assolutamente sto dicendo questo, allora ho detto, ed è sempre più preoccupante, nel senso che è molto più facile quando tu dici quel giocatore c'ha problemi di famiglia, così. Anche perché c'è una veramente pericolosa e triste reiterazione dell'inciampo, no? Come si dice, errare è umano, perseverare è diabolico. In questo caso perseverare è doloroso per i tifosi, molto doloroso per i tifosi. Quindi qua quelli che dicono le motivazioni, ma io questa cosa, purtroppo la sfortuna, un incidente, io non ho avuto la fortuna di avere chi mi ha riparato la caviglia come Maradona. Non sono Maradona, non se n'è arrivato, non a quei livelli, diciamo, avevo fatto una buona, modesta carriera. Però io, insomma, con le persone che ho parlato, no? E parlo sportivi che hanno giocato in Serie A, in Champions, nell'NBA, a me questa storia delle motivazioni che viene sempre detta nelle trasmissioni mi sembra una cacchiata enorme. Cioè tu prova a giocare una partita a biliardo mentre Valerio sta suonando col suo gruppo, dove non ti scommetti manco la birra di chi perde paga, se tu puoi perdere. Cioè lo sport, ma anche la partita a biglie sulla spiaggia, è competizione. Cioè una persona che fa sport, perché c'è chi fa sport e chi non fa sport, già di per sé è una persona che ama la competizione, come una persona che ha il demone del gioco d'azzardo e chi non ce l'ha, no? Quindi una persona che fa sport, no, non è la corsetta, cioè quando tu fai sport, che sia tennis o calcio o pallavolo, che sia uno sport singolo contro un avversario o uno sport di squadra, lo sport è già competizione. È solo una questione di bravura, nel senso che io sono un giocatore mediocre e arrivo in Serie C. Poi sei un fuori classe e ti puoi giocare la finale, quindi io riesco a giocarmi la finale di Coppa Italia. Ma oggi, ad esempio, siccome stiamo parlando di motivazioni, hai vinto a Milano, puoi mantenere, l'Inter ha vinto, quindi devi mantenere la motivazione, cioè non puoi far scappare l'Inter, puoi comunque essere seconda nel girone andata, mantenere il distacco dalla Juve e prendere 2 punti dall'Atalanta, dalla Roma. Scusate, non c'erano le motivazioni. Caspita. Però ripeto, ma puoi anche storia... confermare quello che hai fatto a Milano e dimostrare che non è stato un caso, perché a me forse questo mi fa più male oggi rispetto alla sconfitta con l'Empoli, che me la spiego, l'Empoli gioca bene, una bella squadra. Quando tu mi fai vedere queste belle cose a Milano che non
non che il Napoli abbia dominato a Milano, però hanno dimostrato di andare su tutti i palloni con quella cosa: questa è la partita dove io devo dimostrare che sono più forte del Milan, e niente di meno. Non ti viene, perché non ho visto quella stessa aggressività contro lo Spezia, proprio sul pallone andare come i pazzi. Vedi, qua dici, guardare le facce dei nostri giocatori a 30 minuti alla fine si capiva che avremmo perso, scoraggiati e senza personalità. Anche io l'ho vissuta così, cioè non mi sembrava il Napoli in grado. Guarda, devo dire, con questo amico Bellino sono d'accordo a metà col mister, cioè, come dice, no, invece sono pienamente d'accordo, perché mentre la partita col Milan, io vi ho detto quando ci siamo visti, la squadra ti trasmetteva quell'idea che non avrebbe mai perso quella partita. Oggi ha detto bene questo amico, ti ha trasmesso un'idea che non aveva a vincere la partita, ma manco a pareggiare. Poi poteva uscire il pareggio, perché la differenza, oggi non puoi campare le scuse del fatturato, delle cose. Oggi è una bruttissima una brutta figura, va detta, ed è anche giusto che il calcio ti metta di fronte a queste situazioni. Il problema è che una squadra che viene, tranne da guida da Paolo Del Genio, lo dico non per bravura e fama, dove insomma Paolo Del Genio mi sovrasta totalmente, ma semplicemente per diritto di chi è arrivato prima, siccome è stata indicata con troppa pompa magna la squadra che lotta per lo scudetto, anche stasera c'è chi ha detto abbiamo la rosa uguale a quella dell'Inter. No. La siamo alla follia. Luca vuole che essere adottato da te. Ha detto sei un pozzo di scienza. Io dico, torniamo indietro, restiamo calmi. Il cambio lo possono fare solo loro, cambio di mentalità, una squadra che accetta il combattimento corpo a corpo. Pure io a questo punto uso le metafore e ve lo spiego: combattimento corpo a corpo, nessuna guerra, nessuna cosa antisportiva, che tu hai la forza proprio mentale di sapere che andrai in Champions per un punto, e quindi le partite che devi vincere le vinci, le partite che non devi perdere non le perdi. Quindi oggi è una partita che devi vincere, la vinci. La partita a Torino è una partita che non devi perdere. Tutto quello che succede in più del pareggio in più, ma non devi perdere, non che vai a giocare per il pareggio. È chiaro. Voglio spiegarmi bene, non è che tu vai lì, ci giochiamo il pareggio, i 2 risultati di 3, no, è una cosa che tu entri come a Milano. Io da qui non esco sconfitto, non c'è arbitro che sbaglia le cose, non è proprio duro. Sì. Perché l'abbiamo dimostrato proprio con bravo, le partite propedeutiche che devono fare giurisprudenza. Quello è l'atteggiamento che poi ti vada bene, eccetera, eccetera, ma dobbiamo vedere quell'atteggiamento di Milano che non abbiamo visto con lo Spezia, e dobbiamo rivederlo con la Juventus subito. Proprio Iva non è che mi ha provocato, mi stimola a dire una cosa. Volete che sia sincero al 100%? A me Spalletti quest'anno mi è piaciuto moltissimo per preparazione, per carisma, per dialettica, eccetera. Oggi avremmo voluto pochissime domande, ma insomma, perché mandiamo le persone a queste conferenze? Cioè, le TV spendono soldi, ma per che cosa? Cioè, noi qua ci siamo posti da valere un sacco di domande tattiche, tecniche, di uomini, e non li fatti a me, ma io non sono allenatore, non li ho visti allenare durante la settimana, non so se Elmas aveva un problema, capito? Quindi che risposta vi do? Una risposta qualunquista che non voglio dare. Chiusa questa parentesi. Quindi mi è piaciuto moltissimo, mi ha dato l'impressione che non sia venuto a svernare, ma abbia l'ambizione di fare qualcosa di bene, perché c'ha dei sassolini nelle scarpe. Però io non vorrei, che lui a un certo punto, speriamo di no, rimanga deluso dai suoi giocatori e non abbia l'impressione che abbia sopravvalutato le qualità tecniche, tattiche e umane della sua squadra. Cioè, e non sarebbe il primo. Fino adesso dobbiamo dire, a prescindere da quello che possono essere degli errori, poteva mettere prima Mertens, delle volte sì, toglierlo prima, sì, queste cose qua. Però tutto possiamo dire di Spalletti, ma non che quest'anno, proprio da un punto di vista della mentalità, della psicologia, ha trasmesso dei valori tosti, seri, senza cultura. Lui sì, senza cultura dell'arbitro, una mentalità competitiva a vincere. Lui sì,
sempre, dalla prima conferenza, quando ancora era arrivato da pochi minuti, la maglietta, tu non devi mollare, ve lo ricordate, no? All'altro giorno, prima della partita di stasera, possiamo discutere sulle scelte, ma non sulla mentalità. È sempre stata una mentalità giusta, è sempre stata una mentalità da squadra di super vertice. Lui sì l'ha avuta, la squadra di super vertice, da prima al secondo posto, anche se non ha mai promesso lo scudetto, non ha mai preso in giro lui sì i tifosi rispetto a tante persone, altro che Guido là dove sono. Però se scatta questa molla sono cavoli amari, perché lui ci crederà e ci crede fino a quando speriamo succedano cose brutte nelle qualità dei ragazzi. Io stasera l'ho visto un po' preoccupato e deluso, perché veramente non era in preventivo, cioè mentre con l'Empoli sai non è che puoi vincere tutto, ma oggi tu prima di Natale fai l'ultimo sforzo, d'altronde è una squadra proprio modesta. Valerio, visto che chiudiamo, se puoi mettere che questo è molto importante, si collega più al fatto del cosa simpatico, lo specchietto retrocessione. Sì. Frattempo ringrazio tutti i rinnovi che stanno arrivando e poi in sottofondo già cominciare a leggere. Sì, è una giusta domanda, però ti devi ricordare quello che è avvenuto prima, nel senso che se tu prima non avevi steccato determinate partite, ci sta pure che perdi a Milano o vinci oggi, anche se quello è uno scontro diretto, il Milan si avvantaggiava, e che tu vedi la Juve, quando io vi ho detto scordate che la Juve riprende l'Inter, perché quando stecchi molte partite poi recuperare è veramente non impossibile, difficilissimo, quindi ti basta un pareggio che di nuovo sprofondi, non so, fai 3 vittorie, poi di nuovo pareggio perché prima hai accumulato molto ritardo. Siccome noi in quelle 5 partite abbiamo fatto malissimo, adesso su 8 partite abbiamo fatto 8 punti, cioè veramente sono proprio pochi, quindi oggi la vittoria non fa nulla, cioè non è una vittoria né propedeutica né importante né che indirizza, è il minimo che dovevi fare, perché comunque già ti sei concesso non solo Verona e Sassuolo, cioè, la sconfitta con l'Atalanta in casa. Ho detto ci sta anche la sconfitta con l'Empoli, ci sta l'Inter, ci sta il pareggio della Roma, troppe no se vuoi aspirare ad andare in Champions. Vedi Valerio, come vi dissi, poi non è cambiata molto dalla settimana scorsa, perché come vi avevo detto, chi lotta per l'autocessione 4 punti è come a passare da 41 a 45, sono tanta roba, non li fai ogni settimana le vittorie, quindi sono rimaste tranne il Genova e lo Spezia che ha fatto 3 punti e si è avvantaggiata moltissimo, gli ultimi 3 hanno fatto un punto, no? Genova, Cagliari e Salernitana. Vabbè, la Salernitana a tavolino, non so se avete, e questa è una situazione abbastanza. Oggi lo Spezia ha fatto un bel balzo, se avesse perso aveva 13 punti. Diciamo, abbiamo 5 squadre adesso che lottano per non retrocedere, o 3 più 1, con il punto interrogativo, perché a questo punto il fatto della Salernitana più del campionato asimmetrico, Valerio, può essere proprio devastante, perché bisogna vedere che cosa decidono, probabilmente azzereranno tutto. Cioè tutti i punti conquistati con la Salernitana vengono azzerati e i punti persi con la Salernitana vengono azzerati, cioè non è mai accaduto nulla, con però una problematica in più, che lo stesso non c'è la lotta per retrocedere, perché poi retrocederebbero 2 squadre. Certo, perché una già è decisa, è chiaro. Non puoi fare la prossima anno lo stesso la Serie A 19, no? Quindi ne salgono 3 dalla B e ne scelgono 2 dalla quindi poi la lotta sarebbe tra Cagliari e Genova e una tra Spezia e Venezia, quindi non è una bella situazione. Perché ci sono, rispieghiamo a chi magari non c'erano prima, non ha seguito questo discorso, oltre al fatto delle squadre che già retrocedono, ci sono molte squadre che non lotteranno per non retrocedere, e quindi un Udinese, una Sampdoria, un Sassuolo, un Empoli sono talmente tranquille che avranno meno stimoli a togliere punti a quelle schiacciasassi che ci sono davanti. Rischiamo di avere proprio un girone di ritorno molto strano, molto complicato,
E in più noi ce lo siamo complicati, ricordatevelo, perché affrontiamo Inter, Lazio e Cagliari con la partita col Barcellona. Andate e ritorno, dobbiamo vedere se Cavani va al Barcellona. Sì, però ragazzi, sì, infatti è al secondo. Però purtroppo ormai sono questi i punti, però ormai sono questi. No, però vedi che questo messaggio alla fine non fa altro che a me fa ridere, perché bastava darti ascolto a inizio campionato, perché ci avevi fatto uno schema senza fare la griglia delle cose, vinciamo qua, perdiamo là, ma ci avevi detto quante partite ti puoi permettere di steccare e quante partite devi per forza vincere. Ragazzi, se non vi iscrivete al canale siete completamente pazzi. Cioè, tenete a guida, ed io tengo a guida la fortuna di uno che, oltre ad essere un amico che ci vuole del bene, ci regala il suo tempo, e non è poco, non dice cose stupide e non vi ha mai preso in giro. Sì, mi rendo conto, Valerio, che la prima reazione, ma infatti ho detto quell'amico bellino che ho citato veramente col sorriso. Sì, ma perché si vede che lui ti voleva abbracciare in quella assolutamente, ma io l'ho percepito e lo cito come esempio positivo. Sì. Assolutamente, quindi attenzione. Il problema non è assolutamente lui e non io, il problema è quello che è stato costruito attorno. Esatto. Perché poi uno, se dice ogni anno la stessa cosa e ogni anno non si verifica, ma ci vogliamo domandare perché, ho detto io non le ascolto più da anni, perché non ho più 20 anni questa cosa, e dice ma allora sei un tipo triste? No, perché mi dà molta più gioia godere delle piccole cose, parlare con le persone intelligenti, notare cose tattiche, ricordare degli aneddoti, conoscere nuove persone, dire sempre le stesse cose, no? E che non si verificano, diventa oltre che noioso, ma poi fai la parte dello stupido, perché tanto gli altri vincono sempre, non pensate che ti credono chissà che cosa, no? Certo. Poi è ovvio che a microfoni accesi c'è tutta una sorta di buonismo generale, però poi a microfoni spenti, fidatevi, le cose sono molto diverse. Questo è importante, e questo si lega, quello che dici, al messaggio di Sergio, che giustamente quando tu dici io mi tengo le cose belle, e per esempio la partita contro la Lazio è una di quelle cose belle, spettacolo puro. È chiaro che il paragone con quello che abbiamo visto oggi fa male. E l'altra cosa che dicevi tu, se permetti ad una squadra piccola come l'Empoli di vincere a Maradona, anche le altre acquisiscono più consapevolezza. Questa è una cosa di cui parlammo al contrario all'inizio, ti ricordi? Che dicemmo, se tu cominci a mettere dei paletti e dici aspetta, noi parlammo anche sulla Juventus, se la Juventus perde con le piccole vanno a giocare con la Juve non con quel timore reverenziale degli ultimi 10 anni. Vuoi vedere che pure noi siamo in grado di fare risultato qua? E stiamo dando questa sensazione nelle ultime partite a tutte le squadre piccole, che si possono togliere uno sfizio di venire a Maradona e di maramaldeggiare. Sì, è un'osservazione che io sposo al 100%, perché assolutamente queste sono le osservazioni intelligenti, vale? È assolutamente così nello sport. È assolutamente così nello sport. Fammi ringraziare Frank. Ringraziare Frank, perché vabbè, Frank non manca mai. Il Napoli la scritta napoletana non posso fare altro che lasciarlo lì. Forza Napoli sempre. Buon Natale a tutti gli amici Bellini e famiglia, a te fratellone caro, e la famiglia al signor Guido e famiglia. E Frank, che sta qui in America con me, di una dolcezza al di là dell'inizio, ma è giusto anche quello, di una dolcezza infinita. Grazie mille Frank per il tuo supporto che non manca mai. No, qua le strade sono due, però sì. Cominciamo a guardarci avanti nel futuro, che io già vi avevo proiettato, perché io sto a 5 anni, io ho campionato 2021-2022, francamente ragazzi non mi interessa, l'ho inquadrato a quest'estate. Ma come è lungo il campionato? Il campionato è lungo. Siamo qui per gioco, cioè noi dobbiamo vedere la prospettiva di questa va benissimo alcune cose che sono state fatte eccetera, ma la vera battaglia si combatte in altre stanze, in altre situazioni. Quindi ha voglia di dire non c'è stato ridimensionamento, c'è stato ridimensionamento, come queste cose qua. Una cosa che a me
preoccupò, perché io guardo tutte le cose in prospettiva e per questo probabilmente c'è una sorta di antipatia delle persone, non vi dico voi, a volte quando si parla di calcio. Quando Benitez, che non è un dio, però era un allenatore non adatto a Napoli, nel senso che noi non ci potevamo permettere un allenatore dall'impostazione europea quando siamo provinciali. Quando vincemmo in Germania 1-4, no? nei quarti di finale, disse: voglio vedere il business plan di questa società. E poi ci siamo separati, no? Ha detto: più che lo scudetto, secondi per distacco, lo scudetto, è interessante vedere una pianificazione da qui a 5, 6, 7, anche 10 anni. Per esempio, io avrei accettato veramente anche 6 anni di media, di mediocrità, di nulla, dove non andavi manco in Europa, se tu oggi ti trovavi l'Emirates Stadium. No, tu dici: io ho dovuto fare l'Emirates Stadium, State of Art, dicono gli anglosassoni, no? Per quanto riguarda l'architettura, cioè l'eccellenza, il capolavoro, masterpiece, no? E quindi ho dovuto fare un investimento prima terriero, poi immobiliare, poi di infrastrutture, però poi quando entrerà a regime ti do piste. E quindi ho detto: io parlo chiaro ai tifosi, noi ci dobbiamo fare 6-7 anni di campionati, 8º, 12° posto, valorizziamo i giovani perché quella è la coperta. E io lo accetto. Io mi prendo De Zerbi, ok? Perché io non è che sono statistiche, io dicevo: Zerbi, io dicevo, va benissimo se dico ai tifosi, non come dicevano i miei colleghi, prendiamo l'allenatore giovane, cacciamo via tutti, prendiamo 25 ragazzi alla Zeman, gli diamo 3 anni di tempo, ma non dovete rompere le scapole pure se prendete le 5 partite iniziali, non che fa un pareggio, facciamo 5 partite all'inizio campionato, sconfitta, zitti, muti, perché questo è un progetto quinquennale. Dopo i primi 3 anni facciamo il primo punto della situazione, allora questa cosa io dico lo accetto da tifoso, da analista, da sportivo e da giornalista, perché vedo una programmazione. Ok? Detto, noi dobbiamo gettare le basi per una cosa che è molto più organica, quindi è tutto organico e tutto funziona come un ingraggio perfetto. Invece la narrativa era: Gattuso è uno scarsone, dobbiamo prendere lo Zerbi che è sempre un giovanotto che si deve fare, sbagliato, perché poi lo dovrai difendere, no? E noi vedremo come non verrà difeso Spalletti. Ecco, queste cose non ci sono. A me è sempre dato l'impressione, da quella separazione, io voglio vedere il business plan di una società che ragiona di anno in anno. E quindi di anno in anno ci sono degli anni che ti vanno bene e degli anni che ti vanno male. Con un paracadute che noi abbiamo avuto, che fu un biennio di costruzione tecnica della squadra, che è stato proprio, diciamo, la tua ancora di salvataggio, no? Perché tu avevi 7-8 giocatori che ti hanno garantito 5-6 anni di alto livello, quasi sempre qualificazioni in Champions League, che però si è andato a erodere sia come qualificazione in Champions League sia come giocatori da vendere e fare plusvalenza. Però detto, non vedo questa prospettiva. Non è solo una questione di stadio, di centro sportivo, è proprio più generale, no? E questo è importante, perché una società che non ha un potere forte né politico né finanziario né calcistico come il Napoli rispetto alle due, no, che conosciamo, è ancora più importante, strategico, avere questa visione, perché i giocatori li sbagliano tutti, ragazzi, sbaglia la Roma, sbaglia il Milan, sbaglia la Juve, solo che il Napoli, non avendo questi budget enormi, ne può sbagliare uno nel mezzo, deve cercare di sbagliare meno giocatori, non è che non li sbaglia pure la Juve. La Juve prese pure un giocatore che era fortissimo, non rese, che si chiamava Diego, no? Come no? Quindi non è che non li sbagliano, questo mito li ha sbagliati Sabatini pure, che pure viene. È l'impressione di non avere... uno avanti e uno indietro. Non ho più, mentre nei primi 2 lustri c'è stata anche bene, era molto chiara. Soprattutto c'è un'altra cosa che io dissi dal primo giorno, non ci conoscevamo nel canale, ve l'ho già detto più volte qui, ve la ripeto, ve la sottoscrivo perché è un mio pallino. Quando De Laurentiis ha preso il Bari, apro una parentesi, ho amiche carissime per la pelle a Bari, amici carissimi. Il mio primo presidente del lavoro è stato un avvocato barese, ottimi rapporti con la città di Bari, quindi non è una questione di antipatia, anzi
massima simpatia per l'ambiente, c'è, chiusa parentesi. Ho detto, quando De Laurentiis ha preso là, io ho detto, pericolo, non ha una società, che è una società tra l'altro cinematografica, così forte e strutturata per gestire due società di alto livello come Napoli e Bari, una in Serie A, una che aspira quantomeno a fare un'ottima Serie B, a sfiorare, andare in Serie A, comunque c'è stata in Serie A, ha una tradizione di Serie A, due città molto diverse, perché Bari e Napoli sono due città diversissime nelle loro pregi e nei loro difetti. Ho detto, da quando De Laurentiis ha preso il Bari non siamo andati più in Champions League. E questo è pensiero. No, c'era una cosa in inglese che non riesco a tradurre. Guido, l'abbiamo detto prima, è certo che diventa irrecuperabile. Purtroppo io mi sono ricordato che ho le prove, mamma mia, che professionalità. No, in realtà lo sapevo, ma mi sono reso conto che si è fatto tardi, perché sono distrutto, è tardi anche in Italia e io ti ringrazio sempre. A raffica, che ne pensi della situazione degli infortuni degli ultimi anni? Ma posso dire nella rapidità. No, questa è la prossima. No, gli appresse, te lo dico subito. Il primo avvento di Gattuso, ma avete la fortuna che ha una buona memoria, quindi che però era una cosa gravissima, perché il Napoli, da quando era tornato in Serie A, manco con Eddie Rey aveva perso così tante partite in casa. Quindi questo è un andazzo che si sta ripetendo con altri allenatori. Cioè noi non lo facevamo con Eddie Rey, con Mazzarri, adesso abbiamo preso questa brutta abitudine, e quindi non è Gattuso out a questo punto, è fragilità. All'amico juventino, a sentire Diego gli è salito il nervoso, perché evidentemente non ha buoni ricordi. Sì. Ma ragazzi, una cosa è il tifo. Io vi ho detto, quando parlo con voi, la maglietta sta nel cassetto, non c'è nessuna antipatia, preclusione ideologica, c'è solo onestà e amicizia. Chi non l'ha percepito è un problema suo. Quindi subito prima risposta, no, purtroppo le abbiamo già perse negli ultimi anni, ed è male, perché il San Paolo è sempre vuoto. La seconda, e poi dobbiamo lasciare Valerio, è cambiato molto dalla pandemia. Cioè voi dovete considerare che noi abbiamo fermato un motore in corsa, poi l'abbiamo fatto ripartire in estate, quando loro in quel periodo sono in vacanza, poi in piena estate si è giocato le coppe, hai fatto pochissime vacanze, una preparazione sbagliata, hai ripreso un anno, hai fatto gli europei. Cioè non è questione di cattiveria. Voi sapete che io invece vorrei che tutte le squadre giocassero con una rosa competitiva. Il Napoli sta subendo tanti, ma in genere tante squadre anche europee, ci sono stati fatti degli errori e continuano a farsi degli errori. Valerio, non dobbiamo essere tristi nonostante la sconfitta. Ecco, quello che ci dà più tristezza, e manco a farla apposta l'avevamo detto in settimana, ma era facile intuirlo, basta guardare la situazione mondiale, è che veramente a volte il calcio ti fa cadere le braccia e anche altre cose. La partita di Udinese-Salernitana, no? Dici perché è dedicato agli infortuni? Lì non si è giocato per l'Ascol. Mi sembra sempre di più che sia un mondo che si senta sopra un Olimpo a parte, come se tutto il resto del mondo non... E questo, noi quest'anno abbiamo avuto allenatori che sono tutt'altro che piagnoni, lamentosi e perseguono alibi. Li citiamo, Klopp, per dire, sono fuori classe, Guardiola, che hanno detto non sappiamo più come fare perché i nostri ragazzi sono proprio al limite, questo non è più calcio, no. Ma qui sono venute meno e non pensiamo a Infantino, pensiamo alle varie leghe, no, delle varie nazioni, i vari manager, cioè, ci si sarebbe dovuti sedere a tavolino, quello che dico sempre, con tutte le componenti, e scrivere anno zero, adesso si riparte così, da tutti i punti di vista, perché deve migliorare l'allenamento, deve migliorare la partita, deve migliorare le strutture, deve migliorare l'arbitro, deve migliorare le riprese, deve migliorare gli attrezzi, eccetera. E invece si va solo appresso ai soldi. E quindi era del tutto, e chiudo, inevitabile che ci fossero tanti infortuni. Qualche squadra come la nostra ne ha avuto qualcuno in più, qualcuna in meno. Poi cammin facendo mi farò un po' di calcoli per Natale, vedremo delle cose che preparerò a sorpresa,
e cercheremo nel nostro piccolo di capire quanto delle situazioni, dei messaggi hanno influito, però, e chiudo, siamo vittime, non Valerio, non io nel canale, cioè questo sistema è vittima di se stesso. È proprio vittima di così. se stesso. È proprio E così. qua il tifoso di qualunque squadra doveva cambiare mentalità. Noi abbiamo introdotto proprio la frase, e poi è ripetuta anche da Spalletti, non sono robot. A volte il tifoso veramente diventa un po' imbecille, cioè non è manco un attaccamento carnale come può essere, ed è sbagliato nel 2021, morboso con una propria fidanzata. Cioè questi comunque sono esseri umani, e come noi abbiamo il dolore, mal di denti, mal di gomito, come si chiama, sono esseri umani che tra l'altro insomma si fanno mediamente 10, 15, 11 chilometri a partita, quando una persona non se li fa in una giornata, che per andare a comprare il giornale a pochi metri prende la macchina. Non se li fa in una settimana. Una settimana. Allora, io ringrazio ancora Fabio Versatile che mi ha inondato anche di messaggi che uscivano qua in sovraimpressione, quindi mentre parlava Guido ovviamente non li potevo leggere, ma il riassunto è Aurelio De Laurentiis, perché facendo tutta una serie di considerazioni, e con Ancelotti era così, e con Gattuso era così, e con Benitez era così, ovviamente il minimo comune denominatore è Aurelio De Laurentiis, che sta sempre là. C'è una cosa che scaramanticamente molto peggio di Guido Seccia ci deve preoccupare. Se voi vi andate a trovare nello storico dei vari siti, quando De Laurentiis è uscito dicendo che Mazzarri, Benitez è il miglior allenatore che abbiamo avuto, da lì è iniziato sempre il declino della squadra. Io non lo so, no, mi permetto, se non è una questione di scaramanzia, se lui già intravede delle cose ricordatevelo, perché non viene più citato, ed è sbagliato, che lui si scelse Donadoni, e ricordatevelo che se lo portava mano nella mano, e quando le prime partite di Donadoni addirittura De Laurentiis li ha viste dalla panchina dello stadio. Questa cosa, la memoria, non viene più citata, è stata cancellata da siti, eccetera. E da lì è iniziata una sorta di narrazione settoriale del Napoli. Un giorno in chiusura recupereremo questa narrazione che è stata settorialmente accantonata. Secondo te il Napoli meritava di vincere stasera? Ma io ti direi, come l'Empoli non meritava di perdere, però hai capito, quello è il tifoso che ti può rispondere. Noi da spettatori, non manco adesso, dobbiamo dire che purtroppo abbiamo registrato una sconfitta. È quello che ci dommandiamo: perché abbiamo perso? Allora diciamo, perché siamo stati disuniti. Perché abbiamo perso? Perché abbiamo una percentuale realizzativa che è bassa, e comunque anche quando ci va bene, tranne la partita con la Lazio, tu devi veramente produrre molto più degli altri, perché la squadra era stanca. Ecco, però oggi chi doveva avere i maggiori svantaggi, dobbiamo essere onesti, era l'Empoli, che non facendo le coppe non è abituata ogni settimana ad avere il doppio impegno settimanale. Quindi ci sono tanti, noi dobbiamo registrare la sconfitta, che a parte quel Mani, e secondo me c'è, ma non mi attacco a quello, perché prendevi comunque dobbiamo dire che non hai preso un gol, è capitato a volte delle sconfitte sfortunate, che hai preso un gol all'ultimo, dove veramente il tiro da 3 punti non puoi far nulla. Comunque avevi una partita con calma, ti mettevi piano piano azioni su azioni, si sono un po' buttati a terra, ma ci sono squadre, oggi il tempo effettivo è stato medio-alto nonostante qualche sceneggiata, quindi non è stato il Torino, non è stato il Verona, no, è perché quella è la squadra, ragazzi. Hai perso il campanello d'allarme, ed è preoccupante prima della Juventus, anche se c'è la pausa, e che noi abbiamo già visto, poi però facciamo andare via Valerio, delle sconfitte dove, questa è veramente la canzone di Valerio, Fragili mentalmente, dove è bastato molto poco per batterci, troppo poco, zero, come in questo caso zero, troppo poco, troppo poco. Cioè tu pensa oggi affrontare una Fiorentina, il quando alla fine quei 3 punti a Firenze sono punti pesantissimi,
che però adesso è bruciato con 2 sconfitte altrettanto pesantissime, no? Niente, sì, ragazzi, quando io ho detto, quando io dissi questa espressione prendendola dall'equitazione, no? Quando un cavallo rompe e quindi c'è la prima chiamata, la seconda chiamata, la terza chiamata ti squalificano, no? Perché se tu vai al trotto non puoi rompere e andare al galoppo. Quindi se un cavallo incomincia ad andare al galoppo si dice che è rotto. La prima volta ti fanno la segnalazione col meccano. Se rompi un'altra volta poi vieni bannato. Ecco, io vi dissi oggi il Napoli è rotto, vi dissi. Speriamo che riprenda la ripresa, poi ha rirotto e sta rompendo un po' troppo spesso. E adesso tu hai si può anche isolare. Adesso tu hai la Juve, quindi non c'è domani. La Juve ha 5 punti. È proprio vero. Vale, quadro generale, corpo a corpo, ok? Anche se perdi, ok? Non che sto curando, devi avere comunque la forza, pure nella sconfitta. Hai detto io accetterò, ho 2 punti di vantaggio, vado al corpo a corpo, me li manterrò fino alla fine. Devi avere questa forza. È chiaro che dall'altro punto di vista questi ci hanno recuperati in poche partite 2 punti in tutto un girone con la Juve. Ciao. Chiaro. E quindi ragazzi, o cambia la mentalità per la prima volta o cambia la mentalità. Non ci sono altre strade, non ci sono pianti, non ci sono scuse, non ci sono tesserini, non ci sono fate presto, c'è solo finalmente diventare competitivi. Diventare competitivi, e chiudo, è questo che voglio cercare di raccontarvi. Non esiste lo scudetto, la competizione è oggi. Io sto giocando a biliardo con Valerio, quella è la competizione. Io e Valerio siamo diventati giocatori professionisti di polo, quella è la competizione. Siamo 2 quella è la competizione. Quindi qual è la competizione a Napoli? Questa è la competizione. Noi siamo andati appresso allo scudetto e io ve l'ho detto, è pericoloso perché Napoli se lottava per lo scudetto, faceva vedere, ci andava in Champions League perché dietro non aveva nessuno da guardare. Se non lotta con questa cosa, e questa non lotta, io ve l'ho detto, sono cavoli amari, perché l'ambiente a Cristiano, lo scudetto, non è così. Tu devi essere competitivo per quelle che sono le tue possibilità, le tue armi. Quali sono le tue armi? Queste, andare al corpo a corpo. Questa è la nostra competizione. Quella è una competizione che adesso non ti puoi permettere. Ecco perché poi alla lunga tu non reggi quello che ho detto, questi ritmi. Ho detto, ma come li fanno loro? No. Li faranno quei punti perché sono più portate poi a fare 7-8 vittorie consecutive. Per noi averle fatte quelle delle 8, meno male che le abbiamo fatte. È stato tanto oro. Non è facile fare sempre 8 vittorie consecutive. Quindi competitività commisurata a quelle che sono le forze dell'ambiente, della società, della testa, del giocatore, del Napoli. Però loro devono capirlo per primi, altrimenti noi da qui possiamo gioire, arrabbiarci, fare quanto siamo, ma di più nulla. È chiarissimo. Signori e signore, Guido Gentile, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. E se non ci vediamo, buon Natale. Un buon Natale. Oggi facciamo un minuto di tristezza, cronometriamo e poi godiamoci invece le cose belle che ciascuno di noi, tutti, a volte le trascuriamo, invece ce le abbiamo, che quella poi sono i veri valori della vita. Un minuto di tristezza. Basta. E poi ci passa. Grazie mille Guido, a presto. Signori miei, è bello chiudere con questo messaggio di Luigi. Sto cercando di vedere il lato positivo. L'unica cosa che mi viene in mente è che Gegè ha fatto un bellissimo gol. Veramente ha fatto un gran gol. E mi spiace chiuderla qui. Siamo oltre le 2 ore. Avrei fatto un'altra oretta, ma devo fare quello che devo fare. Il mio lavoro mi chiama. Buonanotte e buon Natale a tutti. Mi fa piacere avervi tutti con me, non ci sarà modo, qualcuno me l'aveva chiesto, per me di venire in Italia per le festività, si continuerà a lavorare il più possibile finché le restrizioni ce lo fanno fare. Domani approfondimenti,
parole di Spalletti, approfondimenti, chiave tattica, sarà importante vedere tutte queste cose qua. Si prepara un inizio anno tosto, bello tosto, quindi non mollate voi, non mollerò io e dobbiamo analizzare tutto l'analizzabile perché 2022 comincia con Coppa d'Africa che a quanto pare si fa, con Osimhen che scalpita, con Anghissà che eccetera eccetera e quindi con la Juve Mamma Carmine da New York ero fuori da tutto. Angiole, fate una cosa, allora ma questa è la cosa. Voi che siete ancora svegli e non riuscite ad andare a dormire, andate sul canale di Giolette, Canzoni di un minuto, ed andatevi a vedere l'ultima che ha postato, dove ci sto anche io, che è un gioiello, è geniale, è divertente, è tutto racchiuso in un minuto, è impossibile fare ironia in un minuto, e musica, e video, e tutto. Vi vedete i suoi video, vi fate una risata e magari finisce il cronometro dell'intossicamento di un minuto, ma ci vuole intossicamento di un minuto, canzone di un minuto. Dove sta la sigla? Perché oggi non funziona pure niente, però vediamo se sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.